bentrovati di nuovo a tutte e a tutti. Direi che possiamo iniziare il nostro seminario e l'occasione è naturalmente per noi importante questa di avere qui con noi il professor Alberto Zanardi, e davvero un grande ringraziamento per la sua prima volta in CIS del Veneto e per la disponibilità che ci ha dato per questa mattinata di studio. Il professor Zanardi ha un curriculum vitae estremamente articolato. Poi se dico cose imprecise non le citerò tutte perché sennò ci vorrebbe una mattinata, ma alcune cose sì. Mi preme però sottolineare come egli sia uno dei massimi esperti di finanza pubblica del nostro Paese. È professore ordinario di Scienza delle Finanze all'Università di Bologna, è stato o è ancora in corso componente del Comitato Scientifico dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, ed è stato componente in numerosi board istituzionali e scientifici. In particolare ne cito alcuni solo. È stato coordinatore del gruppo di lavoro fabbisogni e costi standard per la revisione della spesa pubblica e componente della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale. Quindi lo ringrazio per aver accettato il nostro invito e per essere qui oggi ad aiutarci a districarci nel complicato e complesso ginepraio delle norme fiscali e di funzionamento della finanza pubblica italiana e regionale. Un caro saluto anche a Ivo Rossi, perché ha accettato l'invito ad essere qui con noi oggi. Ivo, oltre ad essere un amico di molti di noi, è anche un amico della CISL, ed è grazie a Ivo che siamo riusciti ad avere qui oggi il professor Zanardi. Il perché di un seminario tecnico. È nata l'idea nei primi mesi di quest'anno, nel corso della discussione sulla legge di bilancio della Regione Veneto e il DEFRA, documento di economia e finanza regionale 27 e 29. È nata perché ravvisavamo la necessità di essere pronti ad affrontare una tematica tanto spinosa quanto probabile in ordine alle competenze impositive delle regioni a statuto ordinario. La tematica, ma non voglio semplificare le riflessioni, è la questione dell'addizionale regionale. Un brevissimo excursus su come la discussione attorno a questo tema si sia sviluppata nelle scorse settimane in cui anche noi della CISL abbiamo partecipato al dibattito ed espresso le nostre considerazioni di merito e di metodo. Il tema dell'addizionale regionale non è nuovo nella nostra regione come argomento. Periodicamente, negli anni del governo monocratico del Veneto, è affiorato, devo dire quasi sempre, con una discussione soffocata sul nascere dallo stesso Presidente, con lo slogan «Non mettiamo le mani in tasca ai Veneti». Da più parti, soprattutto negli ultimi anni, si è via via lanciata la proposta di aumentare le entrate fiscali regionali utilizzando una delle poche leve che l'ordinamento italiano affida alle regioni, appunto, quindi l'addizionale IRPEF. Anche questa questione è emersa nel corso della discussione del bilancio 2026, discussione che si è attuata nei primi mesi del 26, stranamente, in quanto eravamo in esercizio provvisorio perché non era stato approvato il bilancio entro il 31/12/2025. Mancavano i tempi tecnici per poter avviare una discussione in Consiglio regionale, visto che si è votato a fine novembre 2025, lo dico solo a onor di cronaca, si è arrivati al voto a quella data perché il tentativo della monarchia assoluta era stato quello di provare fino all'ultimo di ottenere il terzo, qualcuno dice il quarto mandato. E la discussione sull'addizionale regionale sembrava assunto più le connotazioni di voler marcare il territorio nei primi mesi del 2026, visto che non era comunque applicabile nel 2026. E comunque il tema dell'addizionale è ritornato nella discussione, soprattutto nel corso del 25 e in questi primi mesi, anche per effetto dell'intensificazione dei tagli ai trasferimenti dal governo centrale, dalle risorse centrali agli enti locali.
La discussione si è fatta via via più intensa e si è riproposta come necessità di ampliare le risorse a disposizione della Regione, in particolare da più parti ipotizzando una cosiddetta tassa di scopo. Dico tutto questo per definire il perimetro e inquadrare il contesto della discussione anche per il professor Zanardi, con il quale abbiamo avuto anche occasione di vederci in una video call, ma è importante tirare un po' le fila per focalizzare la questione questa mattina. La posizione, sempre a mo' di titolo di cronaca, la posizione da parte della politica e parti sindacali nella discussione sul bilancio 26 sul tema dell'addizionale è stata quella, diciamo, la maggioranza di non introdurla, l'opposizione di introdurla per redditi superiori a 50.000 euro lordi con scopi specifici, mentre la CGIL, unica tra le forze sociali, favorevole a prescindere alla reintroduzione, ha chiesto che sia reintrodotta per redditi molto alti, senza precisare quanto alti. L'opposizione, tra l'altro, intravedeva già un gettito, però non nel 26, quindi nel 27, di circa 200 milioni di euro e di questi un terzo da destinare alle cosiddette borse d'impiego, o come le abbiamo chiamate noi, reddito di giovinanza. Sempre per il professor Zanardi, ecco, il perimetro cosa vorrebbero? Vorrebbero un'integrazione al reddito per i cosiddetti talenti, giovani neolaureati, nel caso scelgano di restare a lavorare in aziende del Veneto. Elenco solo le tematiche. La nostra posizione su questo tema dell'addizionale, è questa. La discussione non aveva senso in quella fase se non quella della propaganda, dal momento che per essere introdotta essa andava approvata entro il 31/12 del 25. Riteniamo l'ipotesi di una tassa di scopo fuorviante, per le ragioni poc'anzi dette, perché non è possibile, e questo poi mi corregge il professor Zanardi se dico cavolate, non è possibile vincolare un'entrata fiscale a un capitolo di spesa, soprattutto nel medio-lungo termine. Il contesto generale, che tra l'altro è peggiorato nel tempo, è quello di una costante riduzione del potere d'acquisto dei redditi da lavoro dipendente e da pensione, che continuano a essere quelli su cui grava la quasi totalità del prelievo IRPEF. Per la difesa proprio di quei redditi del ceto medio, 40-50 mila euro lordi, si è agito sul livello generale riducendo il cosiddetto cuneo fiscale, agendo sulle aliquote IRPEF. Nella manovra 26 la seconda aliquota, la seconda e la terza sono state accorpate e si è portata dal 35 al 33 il prelievo IRPEF per redditi da 28.000 a 50.000 euro, in combinazione con altri interventi per alleggerire il peso fiscale su salari e pensioni, sempre del cosiddetto ceto medio. Il 60% delle entrate dello Stato oggi non è progressivo, è proporzionale. Regime forfettario, la cosiddetta flat tax, imposte sostitutive. Così, tra l'altro, come non lo dico io, ma ringrazio Ivo perché mi manda ogni tanto qualche elemento, strumento di approfondimento, lo sottolinea Ernesto Maria Ruffini, peraltro interessante anche poter considerare per un ulteriore approfondimento in seguito. Fino a 50.000 euro appunto il 33%, oltre 50.000 euro il 43%, quindi che si percepiscano 60.000 euro o 5 milioni di euro si paga sempre il 43%. È stata evocata anche da più parti la patrimoniale come strumento per riequilibrare la giustizia fiscale. Non è tema di oggi, o meglio, se poi il professor Zanardi lo sfiorerà, lo affronterà, ben venga, ma permettetemi questa digressione, sempre per delineare il perimetro generale della discussione. Patrimoniale sì, patrimoniale no, è una questione molto più complessa, come ricorda in un recente articolo Tommaso Nannicini. La questione che condivido è quella di riequilibrare la tassazione dal lavoro, condividiamo come CISL, dal lavoro verso altre basi imponibili. Nel lungo periodo bisogna ripensare il fisco di fronte a un'economia sempre più immateriale, lo dice sempre Nannicini, e io aggiungo senza confini fisici, in cui basta un bitcoin incassato in un conto estero, stando seduti comodamente sul proprio divano di casa per generare profonda ingiustizia sociale. La patrimoniale assume più le connotazioni di un alibi classista che di una ricetta di giustizia sociale. Peraltro, il più delle volte, dove sono state introdotte,
sono state anche facilmente aggirabili perché, ma anche qui apriremo un altro tema, non è di oggi, servirebbe un sistema fiscale europeo unico che coordini informazioni e dati. Dicevo, andremo troppo in là con le riflessioni. Torniamo all'addizionale regionale. Continuiamo a non essere, scusatemi, pregiudizialmente contrari alla reintroduzione, a condizione che preliminarmente si proceda ad un efficientamento della spesa pubblica di competenza regionale senza comprimere quella sociale. Si individuino criteri che non possono essere esclusivamente quelli di colpire il reddito lordo, cioè la base imponibile IRPEF. Uno, perché continuerebbe a far pagare chi le tasse le ha sempre pagate e le continua a pagare, per di più vanificando quello che si è fatto sul livello generale di alleggerimento del peso fiscale, dicevamo prima, sull'aliquota intermedia. Due, perché oggi, 50 anni dopo l'introduzione di IRPEF e IRPEG, la produzione di reddito e ricchezza viaggia per gran parte su altri canali, su altre coordinate. Non è più solo il reddito imponibile individuale l'indicatore di ricchezza. La ricchezza si polarizza all'interno di altri ambiti che pagano, come dicevamo, molto meno o addirittura sfuggono alle maglie del fisco. Pertanto, per una maggiore giustizia sociale, fermi margini molto stretti a disposizione delle regioni a statuto ordinario, vanno considerate le cosiddette, secondo noi, situazioni economiche equivalenti, ovvero il complesso della ricchezza posseduta da un contribuente o dal suo nucleo familiare. L'ipotesi è, e qui non ci sbagliamo di molto, perché un po' li conosciamo i nostri amministratori, è che si aprirà la discussione sulla reintroduzione dell'addizionale per il 2027, per la quota discrezionale, il 2% massimo, che le regioni a statuto ordinario hanno a disposizione, oltre l'1,23 che già paghiamo, quindi non è che non viene introdotta, è già in essere l'addizionale, solo che l'1,23 non finisce, non è quella parte variabile a disposizione delle regioni a statuto ordinario. L'impegno, questo lo dobbiamo dire anche con un minimo di consapevolezza anche del lavoro che abbiamo fatto, della nuova Giunta del Veneto, è di agire preliminarmente analizzando la spesa per poterla efficientare e recuperare risorse. È un impegno che va nella giusta direzione, l'abbiamo sollecitato noi della CISL, ma ce lo dobbiamo dire chiaramente. La parte di finanza libera del bilancio regionale è limitato, circa il 16%. Pertanto siamo consapevoli che i margini per comprimere la spesa sono anch'essi limitati. Però siamo altresì convinti che aver messo le mani avanti, sollecitando in primis di lavorare per efficientare la spesa, ci consentirà di non lasciare che si arrivi sic et simpliciter all'applicazione dell'addizionale senza correttivi. Per capire quali siano i margini di manovra e le facoltà impositive delle regioni a statuto ordinario, abbiamo chiesto al professor Zanardi di accompagnarci in questa analisi per conoscere gli strumenti impositivi e i possibili meccanismi di bilanciamento del cosiddetto netto a pagare. Quindi al professor Zanardi ho chiesto che preliminarmente ci faccia un excursus sulla fiscalità generale e poi naturalmente sarà importante colloquiare con lui proprio per approfondire tutto ciò che ci può aiutare a capire meglio il quadro normativo e operativo. Quindi lo ringrazio ancora e gli cedo con molto piacere la parola. Dunque, grazie innanzitutto per l'invito, ovviamente. Dunque, io sono rimasto un attimo spiazzato da questa introduzione così ad amplissimo spettro e anche con questo grado di approfondimento. E questo probabilmente mi porta un pochino a preoccuparmi, perché ieri, preparando un po' di materiale per la riunione di oggi, ho delle slide, perché gli economisti ormai senza slide non hanno la loro coperta di Linus, quindi devono avere questo appoggio, ma probabilmente, diciamo così, ho raccolto del materiale, se volete, troppo introduttivo per, credo, il vostro grado già di approfondimento molto avanzato e per i vostri interessi. Quindi vi chiederei francamente, anche tenendo conto che l'argomento è noiosissimo, oggettivamente noiosissimo, di così cercare di colloquiare il più possibile. Io cercherò, nei limiti delle mie scarse conoscenze, di un pochino ridirigere eventualmente
diciamo così, le cose che vi vorrei dire rispetto a quelle che sono le vostre indicazioni. Quindi interrompetemi, fate tutto quello che volete. Io ho due blocchi, diciamo, di materiali che mi sono preparato, concordati appunto con Paglini, cioè da un lato un po', chiamiamola la fiscalità generale, che è un monumento, diciamo così, è una specie di enciclopedia, quindi dentro lì vi vorrei dare alcuni dati fondamentali molto velocemente e poi fare un breve approfondimento soprattutto sull'IRPEF. I capitoli di grande interesse sarebbero anche altri, ovviamente tassazione d'impresa per esempio, tassazione indiretta, tutta la tassazione internazionale, per esempio quelle delle multinazionali, che è strettamente collegata poi con le questioni della patrimoniale, eccetera, eccetera, ma di tutte queste cose qui eventualmente ne parleremo un'altra volta. Ecco. E poi c'è un secondo blocco di approfondimento che io ho inteso in senso anche qui un po' ampio, perché avevo paura di non riuscire a avere materiale sufficiente per tenervi qui per tutto questo tempo, e cioè più che oltre a parlare di fiscalità strettamente regionale, parlerei più in generale di fiscalità decentrata, quindi che coinvolge anche gli altri livelli di governo subnazionali, ovvero i comuni e in parte anche le province, anche perché ovviamente ci sono delle relazioni fra regioni e comuni soprattutto, di cui bisogna tener conto anche nel disegno dell'impianto generale del sistema fiscale. Allora, se queste quindi sono chiare le regole di ingaggio, cioè intervenite sempre, io direi che forse possiamo, eccolo splendido. Dunque, quindi qualche cosa scusate, devo guardare qua, non devo guardare di qua, qualche cosa in termini di inquadramento veramente generalissimo del nostro sistema tributario nazionale, quindi considerato nella sua articolazione di fiscalità erariale, statale e di fiscalità locale. Qui in questo grafico qua guardate fondamentalmente, diciamo così, la parte che è evidenziata in rosa più o meno, che è la pressione fiscale. Allora, la pressione fiscale, che sapete è semplicemente l'incidenza sul prodotto interno lordo della somma dei tributi diretti, indiretti e anche dei contributi sociali, vedete che è aumentata fortemente. Questa è una visione storica di lunghissimo periodo, dall'inizio degli anni 70, è aumentata fortemente negli anni 80, raggiunge diciamo all'inizio degli anni 90 con dei su e giù che sono dovuti anche all'andamento ciclico dell'economia, però raggiunge più o meno il 40% e lì rimane. Rimane, va un pochino più in su, sul 43%, ma fondamentalmente abbiamo un trend di sostanzialmente cristallizzazione della pressione fiscale. Quindi, se volete, un'osservazione molto, molto terra-terra, molto banale, non ci possiamo aspettare, al di là degli annunci roboanti, riduzioni rilevanti sulla pressione fiscale, ma la ragione è un po' quella che si diceva prima, cioè la rigidità dell'altro lato del bilancio, ovvero della spesa delle pubbliche amministrazioni in generale e dello Stato in modo particolare, nonché di tutto il settore della previdenza, fa sì che diciamo, riduzioni significative della pressione fiscale non stanno nell'ordine delle cose. Quindi ricordo che un po' di tempo fa valutazioni fatte dalla Ragioneria Generale dello Stato che fra fattori legislativi e altri elementi di rigidità, fondamentalmente dice che abbiamo spazi di manovra sul lato delle spese attorno al 5% della spesa complessiva della pubblica amministrazione. Quindi quelli sono eventualmente, a meno di interventi strutturali sulle modalità di intervento pubblico, tagliamo la sanità, riduciamo le pensioni, eccetera, eccetera. Quindi cose che dal punto di vista politico sono estremamente impegnative. A meno di interventi di questo genere, la pressione fiscale è destinata a rimanere attorno a quei livelli. Qui qualche confronto internazionale, come siamo messi come pressione fiscale rispetto
agli altri paesi europei. In giallo vedete l'Europa 27, la media dell'Europa 27, una media non pesata. Vedete che l'Italia un pochino qualche, diciamo più o meno 2 punti, 3 punti sopra, a sinistra paesi che hanno una pressione fiscale un pochino più grande, sono fondamentalmente la Francia e alcuni paesi scandinavi. A destra, nella coda di destra, vedete paesi piccoli innanzitutto, c'è il caso dell'Irlanda ovviamente che è un mezzo paradiso fiscale, ma c'è anche Malta, Bulgaria, eccetera, eccetera, quindi paesi diciamo con sistemi di welfare relativamente poco avanzati. Qui abbiamo, questo è materiale, non so se può essere di utilità, ma diciamo è uno sguardo di super sintesi sul sistema tributario del nostro paese. Dunque si dice sempre che abbiamo un sistema tributario molto complicato ed in parte è vero, ma non è poi così complicato se andate a prendere il sistema tributario degli Stati Uniti, ha un grado di complicazione estremamente più elevato rispetto al nostro. E però al di là di tutto un punto fondamentale è che c'è un nucleo di tributi che spiegano gran parte del nostro sistema tributario, sono 10-11 tributi che danno conto di circa il 95% del gettito tributario, quindi li guardiamo dal punto di vista di quanto producono in termini di gettito. Vedete che, non so se posso usare un puntatore, no? Ma insomma c'è ovviamente l'IRPEF, che è un'imposta diretta, quella sui redditi, che getta il 37% del 100 dei tributi a livello nazionale. C'è un'imposta indiretta fondamentale che è l'imposta sul valore aggiunto, un'imposta armonizzata a livello europeo che dà conto del 29% del gettito complessivo. E poi abbiamo l'imposta corporate, quella sulle società di capitali, che dà appena neanche 10 punti percentuali del gettito complessivo. Abbiamo la ritenuta sui redditi di capitale, scusate io non riesco a puntare questa cosa, mi piacerebbe, ma non so come fare. Vabbè, no. Vabbè, comunque diciamo se scalate un pochino lungo diciamo, la tabellina, vedete le cosiddette ritenute sui redditi di capitale, che sono le imposte sostitutive sui rendimenti dei capitali finanziari, che gettano appena 25 miliardi, cioè neanche il 4% del gettito complessivo. Poi sotto vedete le accise sugli oli minerali, sugli idrocarburi, che è l'altro elemento fondamentale dell'imposizione indiretta, attorno al 4% del gettito complessivo. Le accise o simili accise, imposte di fabbricazione su tabacchi e monopoli attorno quasi il 2% del PIL, del gettito complessivo. Le imposte sui giochi che non danno poco, perché danno 6 miliardi e mezzo più o meno, l'1% del gettito complessivo. Sotto nel blocco diciamo finale trovate diciamo, le principali imposte decentrate, innanzitutto di cui parleremo poi un pochino più avanti, e cioè l'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, che è un'imposta sul valore aggiunto, quindi un'imposta diretta che dà 33 miliardi, le addizionali regionali e comunali all'IRPEF che complessivamente danno attorno al 21-22 miliardi di euro, c'è l'IMU, la principale imposta patrimoniale del nostro paese, che grava soltanto su degli asset particolari del patrimonio, cioè quelli immobiliari, come sapete, che dà meno di 20 miliardi. E complessivamente queste 11 imposte gettano appunto 644 miliardi che si confrontano, prima avevo
diciamo così, sottostimato in realtà questa cosa, che si confrontano questi 644 miliardi con la prima riga in alto, i 652 miliardi di tributi complessivi. Quindi vuol dire che di fatto il sistema tributario italiano si spiega, quantomeno per quanto riguarda la capacità di generare gettito, attraverso queste imposte qua. Prego. Posso approfittare, visto che lei Sono qui apposta. subito così a No, no, ma benissimo. nella prima slide, nel grafico che mostra, la cosa che balza all'occhio prima è che, diciamo, dal 75 al 90 la maggior parte della pressione fiscale era indiretta. Nel 90 si incrociano le due linee e comincia a calare la pressione fiscale sull'indiretta e crescere quella diretta. Prima c'è stato Bretton Woods, o prima ci sono state le privatizzazioni. Cos'è successo? Perché il nostro paese ha spostato la tassazione da indiretta, ma la maggior parte della tassazione da indiretta a diretta, sapendo che l'indiretta è sui consumi e la diretta è il prelievo prima Sui redditi, sì, sui redditi oggettivamente. Quindi che è successo? Secondo tema, nel periodo un po' ante 90, 10-15 anni prima, 10 anni prima circa, il rapporto deficit-PIL nel nostro paese era come quello della Germania, dopo siamo arrivati al 134%. Che è successo? Che è successo? Dunque, parto dall'ultima osservazione. È successo che il nostro paese, diciamo fra la metà degli anni 60 in poi, ha costruito un sistema di welfare che prima esisteva in forme e in misure embrionali. Le prestazioni garantite dal sistema pensionistico, dal sistema sanitario, anche dall'istruzione pubblica si sono ovviamente ampliate in termini di platee, rafforzate dal punto di vista quantitativo e qualitativo, e a quel punto le imposte, il problema del finanziamento ci doveva andare dietro. Negli anni 71-72 e poi con l'implementazione concreta dal 73 è stata fatta la vera riforma fiscale del nostro paese, che per darci un nome si chiama riforma Cosciani, diciamo, dallo studioso di finanza pubblica di quel tempo, che ha creato tutte le grandi imposte di cui che vedevamo, tranne l'IRAP, che è una novità, diciamo, relativamente più recente, ma tutte le grandi imposte che conosciamo oggi, che costituiscono elementi fondamentali del nostro sistema tributario, ovvero IRPEF ed IVA, sono nate lì. Il problema del deficit è però stato che la riforma del sistema fiscale e la capacità di produrre gettito del sistema fiscale è andata a regime con ritardo rispetto alla spesa. E qui si è aperto, diciamo così, una sorta di gradiente, uno scalino in termini di disavanzo e quindi ovviamente in termini di debito, che non dico che abbiamo mantenuto, ma diciamo è il peccato originale della nostra finanza pubblica. Dopodiché ci sono 10.000 vicende di tutti i generi, di tutti i colori. Sulla composizione fra indirette ed indirette, tradizionalmente i sistemi tributari relativamente meno avanzati si basano sulle indirette. Le indirette sono facili, relativamente facili da raccogliere come tributi, perché basta andare al momento del consumo e cercare di intercettare, diciamo così, l'atto di consumo. E generalmente si basano, come nel caso dell'IVA, l'IVA è un'imposta estremamente complicata, ma facciamo il caso delle accise, che è l'esempio più semplice di imposta indiretta. Basta andare, incaricare il venditore di raccogliere per conto dello Stato il gettito, il debito d'imposta pagato dal consumatore. Dico per intenderci, nei paesi, chiamiamoli così, in via di sviluppo, la struttura del sistema fiscale è basata fondamentalmente su imposte indirette, sui consumi di fabbricazione. Le imposte dirette, quelle sui redditi, sono imposte complicate,
complicati dal punto di vista dell'implementazione e dell'accertamento, cioè bisogna raccogliere le informazioni o se ci si affida, come nel caso italiano, per esempio dell'IRPEF, in parte, poi c'è i dipendenti che sono un'altra storia, ma all'autoliquidazione dell'imposta bisogna avere un'amministrazione finanziaria capace di andare ad accertare e a verificare le dichiarazioni dei contribuenti. Quindi in termini super spannometrici, questa mia risposta è veramente generale, in tutti i paesi abbiamo avuto, diciamo, una sorta di questo switch fra dirette ed indirette, per cui via via che la capacità di raccolta informativa, via via che anche il sostegno, per esempio informatico, ha avuto i suoi sviluppi, perché abbiamo che negli anni 60-70 abbiamo avuto una forte crescita di questa capacità di raccogliere e sistematizzare le informazioni. Bene, c'è stata questa sostituzione fra dirette ed indirette. L'unica osservazione, poi taccio, No. è che però il grosso poi taccio una bugia, è che il grosso dell'evasione fiscale avviene proprio sulla tassazione indiretta al momento del consumo, che sia prestazione del e questa è la domanda. Che è questo, perché avviene spesso nel consumo o nell'utilizzo di attività e servizi di persone che poi, differentemente dal datore di lavoro che preleva la fonte, in quel momento dello scambio non c'è né la dichiarazione di tassazione diretta né la dichiarazione di tassazione indiretta. Quanto vale? Perché poi questo è l'altro grande tema, perché se abbiamo abbandonato la tassazione indiretta perché siamo evoluti e abbiamo 100 miliardi, 90 miliardi di euro all'anno di evasione fiscale, probabilmente, insomma... Posso risponderle fra 2 minuti, quando le vuole, do una perdoni. slide così ci basiamo anche su qualche numero. Prima di arrivare all'evasione, che però è un altro ingrediente fondamentale, un po' del nostro quadro generale, diciamo, della fiscalità, se riesco a girare la pagina, ecco, no? Subito l'evasione, scusate, volevo dirvi un'altra cosa, sì. Dunque, questa tabellina che temo che non riusciate a leggere perché i numerini sono piccoli, però è tratta dall'ultima relazione sull'economia non osservata del Ministero dell'Economia, l'update, l'aggiornamento recente che è uscito qualche giorno fa, che come sapete il Ministero, attraverso tecniche sofisticate, o per meglio è una commissione all'interno del Ministero, va a stimare quello che è il cosiddetto tax gap. Il tax gap per i singoli tributi è semplicemente la differenza in termini percentuali e poi anche in valore assoluto, in termini di livello di gettito, tra il gettito potenziale, cioè quello che potrebbe essere raccolto se ci fosse una obbedienza fiscale al 100%, qui ovviamente sta l'elemento di stima, di valutazione complicato, e il gettito effettivo, quello che effettivamente deriva dalle statistiche della raccolta fiscale. Sono stime, dicevo, complicate, fatte, c'è tutta una, diciamo così, una riflessione a livello internazionale su come si possa stimare adeguatamente l'evasione fiscale. Sono stime basate sul confronto con la contabilità nazionale, su campioni su cui si fanno approfondimenti riguardo ai comportamenti diciamo, dei contribuenti. I risultati, gli ultimi, sono questi qui. E dunque ho cerchiato alcuni due numeri tanto per fissare, diciamo così, l'attenzione di fronte a questa massa un pochino di elementi, cioè se andate più o meno in fondo sulla riga che si intitola totale entrate tributarie, quindi è quei 650 miliardi di gettito effettivo che abbiamo visto nella tabella precedente, la stima dell'evasione è attorno complessivamente al 17%, quindi c'è un 17% di quei gettiti lì che noi vediamo che sono i gettiti effettivi,
c'è un pezzo, 17%, che semplicemente non è raccolto per ragioni di evasione fiscale, quindi non elusione fiscale, non erosione della base imponibile, ma è mera evasione. Sono evasioni diverse, cioè mancata dichiarazione, quindi sottostima dei ricavi o sovrastima dei costi, o anche mancata liquidazione dell'imposta, quindi io dichiaro in modo veritiero, l'impresa o il lavoratore autonomo dichiaro in modo veritiero il mio reddito, ma poi semplicemente non pago il debito d'imposta, non verso. L'insieme di queste cose qui, 17%. Quindi 650 milioni Sono quelli veri, sono quelli effettivi. sono gli effettivi, bisognerebbe aumentarli del 17%. Esattamente. Però non è soltanto il 17% e scusate, intanto che ci sono vado anche qui in questa tabella che è l'esatto compagno della tabella precedente ma in livelli, in soldini. Quindi quel 17% vale 99 miliardi. Quindi abbiamo 100 miliardi, che non sarebbe mica male, ecco, insomma, di mancato gettito. Non c'è però soltanto questa dimensione, diciamo così, collettiva, c'è anche da riflettere quali sono i tipi particolari di prelievo e quindi ovviamente i tipi di contribuenti che sono particolarmente poco ubbidienti dal punto di vista fiscale per tantissime ragioni. Allora ritorno di nuovo sulla slide precedente. Le varie, diciamo, intestazioni di riga ci danno i vari tipi di imposta o di comparti, diciamo, produttivi che sono, cioè, insomma, tipologie di contribuenti che sono interessati da queste imposte. Per esempio, prendete la prima riga, l'IRPEF del lavoro dipendente, quindi qui ci sta dentro le irregolarità del lavoro dipendente, quindi quello che sfugge rispetto alla ritenuta, alla fonte fatta dal sostituto di imposta datore di lavoro, oppure anche il fatto che certe volte il datore di lavoro semplicemente non versa, ecco, l'imposta che ha raccolto. E vedete che lì la dimensione in termini l'incidenza, scusate, in termini percentuali è molto bassa, è il 2,3%. Lì ci sono delle stime a seconda diciamo, delle tecniche utilizzate, va dall'1,6 al 2,3% nel 2023. Quindi vuol dire che l'applicazione del sostituto d'imposta sul lavoro dipendente via datore di lavoro ovviamente non lascia praticamente spazi per un'evasione. Se saltate qualche riga sotto, ho cerchiato l'IRPEF, lavoro autonomo e impresa, qui stiamo parlando di imprese IRPEF, quindi società di persone o imprenditori individuali, e qui la stima è impressionante, nel senso che l'incidenza è del 60%. Quindi fatto 100 il vero reddito, chiamiamolo profitto in termini economici, del lavoratore autonomo o delle imprese individuali, il 60% scompare, non lo ritroviamo più nella raccolta. Prima si diceva della questione dirette ed indirette e dunque se andiamo a prendere, se saltate 2 righe sotto, c'è l'IRES e poi, guardate il caso dell'IRES per esempio, che quindi ci fa riflettere. L'IRES, come sapete, è l'imposta che viene pagata dalle società di capitali, che hanno ovviamente una struttura produttiva estremamente diversa rispetto alle società di persone, imprenditori individuali che sono soggetti IRPEF, e vedete che nonostante ovviamente qui non ci sia un datore di lavoro che possa fare da sostituto di imposta come nel lavoro dipendente, abbiamo dei tassi di evasione attorno al 17-18%. Quindi è un altro mondo dal punto di vista dell'evasione. Il mondo dei lavoratori autonomi e delle piccole imprese è un mondo a parte, almeno da quello che emerge, diciamo, da queste valutazioni. E la ragione ovviamente è la frammentazione del tessuto produttivo di questi settori, la difficoltà appunto di controlli su appunto microimprese o lavoratori autonomi. Ed è un elemento
peculiare che distingue la platea dei contribuenti di questo tipo rispetto ad altri paesi con cui ci confrontiamo, Germania o Francia, che hanno invece tantissimi, ovviamente, lavoratori autonomi e piccole imprese, ma molto meno che noi, ecco, una incidenza completamente diversa. Arrivo finalmente al punto, e cioè l'IVA. Se andate a prendere l'IVA trovate, ed Enrico è appena sotto dell'IRES, 19,7%, quindi abbiamo un tasso di evasione significativo per quanto riguarda l'IVA. Avevo anche una cosa, scusate se riesco, no. Ecco, adesso ho imparato, ok. Un confronto internazionale che può essere interessante. Ovviamente le istituzioni europee ci stanno molto attenti sulla evasione IVA, perché sapete che l'IVA, oltre a essere un tributo armonizzato a livello europeo, è gravato da una compartecipazione a favore del bilancio europeo, e questa compartecipazione è una compartecipazione, quindi è una quota del gettito effettivo. Quindi se un paese ha un tasso di incidenza in termini di evasione molto elevato, vuol dire che versa di meno a favore del bilancio europeo. Allora, qui abbiamo una mappa, diciamo così, commissionata dalla European Commission, che ci fa vedere come in realtà, diciamo così, l'Europa non è tutta uguale anche dal punto di vista del grado di obbedienza rispetto agli obblighi appunto di pagamento dell'IVA. Vedete che con diciamo così, con colori più accesi ci sono i paesi più peccatori, con colori meno accesi sono quelli più virtuosi dal punto di vista della compliance. Quindi noi ce la giochiamo con la Polonia, non arriviamo come la Romania, però insomma, ecco, il Belgio per esempio è un paese in cui non so bene perché, non ci ho mai pensato bene, ma sono più vicini al potere. Sono gli italiani che Ecco, soltanto una cosa, ovviamente poi queste incidenze molto diversificate, quando si trasformano in livelli di evasione contati in termini di miliardi, cambiano, perché l'IRPEF dei lavoratori autonomi e delle piccole imprese, IRPEF, è molto alta, 60% in termini percentuali, ma poi si applica, diciamo, su una base in termini di gettito evaso che è più piccolina rispetto all'IVA, che è un terzo rispetto in termini di incidenza di evasione rispetto appunto all'IRPEF del lavoro autonomo e di impresa. Però insomma sono 40 miliardi, ecco, insomma, e l'IVA, adesso che lo guardo bene, insomma sono 33 miliardi, ecco, quindi insomma, ecco, se la giocano fra di loro. Volevo chiedere, professore, ma Giorgetti non ci ha mai pensato di dire che tutto quello che sono le prestazioni dell'idraulico, del tappezziere, di tutta questa categoria, io ti presento la fattura, me la deduco direttamente dal mio reddito, domani mattina viene l'idraulico, gli chiedo immediatamente la fattura, se posso dedurmi la mia tassazione al 43% più l'1,23 più lo 0,90 di Padova dell'addizionale comunale, viene un risparmio del 47%. Però, mi scusi, c'è un problema logico, diciamo, in questa, e cioè è ovvio che lungo la catena dell'IVA, diciamo, chi vende e chi acquista hanno un contrasto di interessi che dovrebbe far sì che chi acquista pretende la fattura da chi vende. Alla fine di questa catena c'è il consumatore finale, il quale non è un soggetto IVA e quindi non può appunto dedurre. Se riconoscessimo anche al consumatore finale che è colui che deve pagare l'imposta, perché questa è un'imposta l'IVA è un'imposta sui consumi. Quindi, no, io mi riferivo a far generare per lui anche un reddito imponibile. no, allora, certamente sì, però
il riconoscimento, forse dico un'ovvietà, ecco, ma insomma per ricordarlo, il riconoscimento della deducibilità anche per il consumatore finale vuol dire che cancelliamo l'imposta, cancelliamo l'IVA, perché l'IVA è un'imposta che alla fine della catena deve essere pagato dal consumatore finale e il meccanismo, se vuole, operativo per far sì che sia il consumatore finale che paga l'IVA è quello di non riconoscere lui, il consumatore finale, come un soggetto IVA, come invece è l'idraulico e prima dell'idraulico il fornitore, che ne so, dei prodotti, dei sanitari che l'idraulico installa a casa mia, eccetera, eccetera, eccetera. È vero anche, e assolutamente ragione, che l'evasione dell'IVA si porta dietro, che è un'imposta indiretta, si porta dietro anche l'evasione delle dirette, cioè dei redditi, dei profitti, e quindi far emergere, diciamo così, le transazioni in modo veritiero, le transazioni che sono oggetto dell'IVA, mette in chiaro anche la formazione del profitto e quindi questo certamente però non lo possiamo fare attraverso, diciamo, il riconoscimento come soggetto IVA anche dell'ultimo anello della catena, cioè il consumatore. Non lo possiamo fare per ragioni, ripeto, insomma, per intenderci, logiche, perché vorrebbe dire che stiamo annullando le modalità di applicazione dell'imposta e la sostanza diciamo degli asset su cui si applica il prelievo. Non lo possiamo fare anche perché l'IVA è un format che è armonizzato a livello europeo dal punto di vista, diciamo così, dell'applicazione del prelievo. Ci possono essere degli spazi, vabbè, adesso gli strumenti di contrasto li conoscete meglio di me, cioè sono tutte le forme di fatturazione elettronica, ci sono le varie forme, per esempio, di reverse charge, oppure il fatto che quando diciamo così, il venditore ha un grado di, o si sospetta che abbia un grado di obbedienza fiscale particolarmente basso, c'è una sorta di inversione fra diciamo, l'obbligo di versamento fra il venditore e l'acquirente. Questo succede per esempio, che ne so, nelle imprese di pulizie. Le imprese di pulizie hanno tassi di evasione estremamente alti perché spesso utilizzano personale irregolare, eccetera, eccetera, eccetera. Allora quello che viene fatto, e ce lo permette l'Europa di farlo, in certi casi ci sono delle procedure piuttosto complicate per farsi riconoscere questi spazi, si fa un'inversione, e cioè non è più il venditore che, come normalmente che versa l'IVA, ma è l'acquirente. E questo perché l'acquirente, che ne so, è una pubblica amministrazione i cui locali vengono puliti dalla società, dall'impresa di pulizie, certamente lui versa. Quindi ci sono ovviamente tutta una batteria di modalità che hanno portato peraltro negli ultimi anni a una certa riduzione dell'incidenza dell'evasione dell'IVA. Non negli ultimissimi anni, ma negli ultimi anni sì. C'è un punto importante che però non vi so dare spiegazione, e cioè che c'è una forbice che non, difficile da spiegare, che si sta aprendo tra un'evasione dell'IVA che si sta riducendo per stare dietro al suo argomento, e un'evasione invece sui redditi per quanto riguarda piccole imprese, sì, piccole imprese e lavoratori autonomi, che invece è lì stabile attorno al 55-60%. Le due cose dovrebbero essere correlate, perché le registrazioni IVA poi dovrebbero trovare una corrispondenza sulla registrazione appunto dei redditi prodotti da questi soggetti. Vabbè, scusate, uno sguardo, poi ho finito questa parte qui un po' che forse è un po' troppo lunga, un po' di confronti internazionali, eccetera, eccetera, di cose molto generali, e cioè se guardiamo poi la composizione di questa pressione fiscale, beh, anche a livello, qui a livello OECD, ma insomma a livello internazionale più in generale,
abbiamo che i sistemi tributari sono anche diversi fra di loro. In alcuni sistemi tributari c'è una forte presenza dell'imposta sui redditi personali, soprattutto la corporate tax, quelle sulle società ha sempre un ruolo relativamente marginale, ma l'imposta personale sui redditi è importante e diciamo è il primo blocco che vedete sulla sinistra diciamo, di questo grafico. Poi vedete nella parte centrale ci sono altri sistemi tributari nazionali in cui è molto forte invece il ruolo dei contributi sociali, quindi di un'imposta specifica che grava esplicitamente sui redditi da lavoro e soltanto sui redditi da lavoro e che generalmente ha un vincolo di destinazione per il finanziamento dei sistemi di welfare a favore dei lavoratori e delle proprie famiglie. Questo succede tipicamente nei paesi dell'Europa centrale che hanno una tradizione, diciamo così, fondata su un welfare corporativo, cioè le vecchie mutue, tanto per intenderci. I paesi del nord Europa, in cui i sistemi di welfare sono riconosciuti, ma lo dico in termini di come dire, di pensiero sociale sottostante, come un diritto di cittadinanza, si basano fondamentalmente sull'imposta personale sui redditi a finanziamento delle prestazioni del welfare. E poi lì a destra vedete invece paesi un pochino più, se posso dire, esotici, in cui invece l'imposta più importante, quella che getta di più, non è né contributi sociali né la loro IRPEF, quanto piuttosto spesso imposte indirette o altri tipi di imposte. Ecco, quindi diciamo la struttura di questi sistemi tributari in giro per il mondo per quanto riguarda queste grandi macro categorie di tributi è abbastanza variegata. Scusi. Poi parliamo anche di social security contribution, cioè l'impostazione Sì. della tassazione esatto, sui contributi sociali. Contributi sociali. Ma nella slide dei gettiti sì. No, No, quelli tributi. Però entrano comunque nella pressione fiscale. Sì. Diciamo. Dal punto di vista definitorio, cioè pressione fiscale che ha dentro i contributi, pressione tributaria che è invece diretta e più indiretta. Sentite, io qui diciamo così avevo qualche cosa che generalmente rifilo agli studenti, che però insomma vi eviterei diciamo in termini di definizione. Soltanto un punto che può essere importante per interpretare poi però, insomma, minimo importante per interpretare lo stato della nostra IRPEF. È il problema, diciamo, dell'equità, diciamo così. Dunque, gli economisti banalmente guardano all'equità di un sistema tributario e in modo particolare dell'imposta personale sui redditi in generale, la nostra IRPEF, guardandolo da due punti di vista. L'equità orizzontale e l'equità verticale, così ci mettiamo d'accordo su questa terminologia. L'equità orizzontale vuol dire che un'imposta va bene in termini di equità orizzontale se tratta due contribuenti uguali dal punto di vista fiscale, ovviamente nello stesso modo. Quindi io e Ivo Rossi abbiamo lo stesso reddito, gli stessi carichi di famiglia, non è vero, lui è più ricco certamente, e quindi se fossimo uguali un sistema equo in termini orizzontali ci dovrebbe gravare un debito d'imposta identico. Un'imposta equa dal punto di vista verticale se fa esattamente la cosa opposta, cioè se io e Vivo siamo diversi dal punto di vista dei redditi, della nostra capacità contributiva, ci deve questo sistema tributario per essere equo trattare in modo diverso, cioè ci deve gravare di debiti d'imposta differenti. Queste sono ovvietà, non sono meno quando le pensiamo in termini di violazioni, cioè in termini negativi. Perché per esempio la nostra IRPEF o il nostro sistema più in generale di tassazione dei redditi è pieno di violazioni sia dal punto di vista dell'equità orizzontale che dal punto di vista dell'equità verticale.
violazioni dell'equità orizzontale, tanto per intenderci, un esempio che vuol dire appunto che non è più vero che due persone uguali vengono trattate fiscalmente dal sistema di tassazione dei redditi in modo identico. Una violazione palese è quella del regime forfettario per i lavoratori autonomi, cioè un lavoratore dipendente, un lavoratore autonomo a parità di, chiamiamolo reddito. Sapete che per i forfettari si passa da un ricavo, un abbattimento forfettario per tenere conto dei costi, si arriva però a un reddito. Beh, per quei redditi lì, lo dico in termini generalissimi, si applica una imposta proporzionale del 15% a fronte di una tassazione con aliquote relativamente più alte, marginali e progressiva, che invece grava sui redditi da lavoro dipendente. Quindi due contribuenti identici, un lavoratore dipendente e un autonomo, uguali, vengono trattati in modo diverso. È una violazione dell'equità orizzontale. Una resa incondizionata di dire pagami poco ma pagami qualcosa. Sì, però è una violenza fatta sul, diciamo appunto, quantomeno sui profili di equità di una imposta ordinata di tassazione dei redditi. No, ma è vero, è vero. Sì, pagami qualche cosa, poi c'è il problema che c'è la soglia, 85.000 euro di ricavo, e tutti si attestano. Gli economisti la chiamano questa cosa del bunching, e cioè c'è un addensamento, che lo si vede dalle statistiche, al di sotto della soglia di 85.000, perché se si va anche di un euro sopra, si va in regime ordinario, quindi si va in progressività. Ecco, quindi, e questo vuol dire però evasione, cioè lì c'è l'evasione, ecco perché poi ci sono le violazioni di equità verticale, scusate, soltanto per fissare le idee, c'è un ricco e c'è un povero, il ricco però ha tutti i redditi da capitali finanziari, come spesso succede, il povero, relativamente povero, ha un reddito da lavoro dipendente, il ricco pagherà un'aliquota, diciamo, media che certamente sarà inferiore rispetto a quella del povero, per la solita ragione che vi dicevo prima, cioè da un lato il povero è come lavoratore dipendente soggetto a progressività con aliquote marginali che crescono, il ricco viene tassato sui rendimenti dei propri capitali investiti con generalmente aliquote flat, cioè proporzionali al 26% o nel caso dei titoli di Stato anche al 12,5%, nel caso delle plusvalenze poi con regimi anche particolarmente favorevoli. Però in questo caso c'è una diversità di natura del patrimonio preso in considerazione. Assolutamente. Però Noi possiamo equiparare un'imposta che grava su cose diverse. Cioè io posso dire che in questo caso c'è questa violazione. Dunque, questo ovviamente è uno dei punti fondamentali della riflessione, diciamo così, economica sui fondamenti dell'equità, e cioè il concetto fondamentale, peraltro acquisito anche dall'articolo 53 della nostra Costituzione, che dice che, da qualche parte l'avevo anche, scusate, segnato, eccolo lì in fondo, che dice che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Ecco, dentro questa capacità contributiva generalmente gli economisti, i pensatori sociali, eccetera, eccetera, mettono tutti i redditi che uno percepisce, indipendentemente dalla fonte di questo reddito. Potremmo discuterne, cioè ci sono redditi, quelli da lavoro dipendente o da lavoro, scusate, che sono più faticosi da guadagnare, altri redditi come i redditi da capitale finanziario che sono meno faticosi, ma questo dovrebbe essere allora una motivazione per cui i redditi da capitali dovrebbero essere tassati relativamente di più rispetto ai redditi da lavoro dipendente. Ci possono essere altre argomentazioni, perché per esempio i rendimenti dei capitali derivano dal risparmio, il risparmio è già stato tassato, diciamo così. Insomma, qui sarebbe una questione. Generalmente
nei sistemi di tassazione dei redditi che sono prevalsi in tutti i paesi a partire dagli Stati Uniti, a partire dagli anni 60, si è adottata l'idea di una tassazione omnicomprensiva dei redditi. Tutti i redditi, indipendentemente dalla fonte che vengono percepiti dal contribuente, devono stare dentro in una considerazione unitaria della capacità contributiva di questo individuo e quindi dovrebbero essere tassati cumulativamente tutti insieme all'interno della progressività, per esempio, della nostra IRPEF. Ok? Sì. Per quanto riguarda Dietro. queste forme di equità, l'introduzione dell'ISE potrebbe essere vista come una soluzione di aggiustamento in queste che sono le violazioni. Faccio un esempio. Per l'accesso che possa essere al diritto allo studio universitario piuttosto che alle cure mediche prestate nell'ambito appunto della sanità nazionale, del sistema nazionale. È chiaro che l'ISE mi porta ad avere dei benefici che vanno anche a diminuire queste imposizioni, nel senso che io pago, sono povero, ho un reddito che mi è stato tassato di più, però ai fini ISE ho anche la possibilità di avere una tassazione scolastica universitaria diversa, ad avere accesso a prestazioni con ticket agevolato, eccetera. E chi ha avuto il ricco ha davvero un reddito che viene complessivamente inserito nell'ISE e quindi comunque certi benefici non li ha. Quindi in un certo senso l'ISE va ad aggiustare queste forme di violazione. No? Assolutamente, nel senso che se uno dovesse valutare in modo complessivo il grado di redistribuzione che viene realizzato dall'intervento pubblico, dovrebbe non solo vedere cosa succede sul lato delle imposte, del prelievo, ma dovrebbe guardare anche all'altro lato del bilancio pubblico, cioè attraverso la spesa. Aggiungerei qualcosa di più, e cioè che forse, anche qui diciamo grandi riflessioni da parte vista degli economisti, ma prevale diciamo, l'idea che forse la ridistribuzione dai ricchi a favore dei poveri dovrebbe essere fatta soprattutto attraverso la spesa, più che attraverso il sistema delle imposte. Cioè il sistema delle imposte dovrebbe essere innanzitutto una forma di raccolta del gettito, di raccolta delle risorse che servono poi a finanziare una spesa, la quale potrebbe, poi dipende dalle scelte ovviamente delle singole collettività nazionali, essere anche fortemente redistributiva, per esempio con strumenti come quelli dell'ISE. L'ISE ha la caratteristica, per esempio, di avere un riferimento familiare, di nucleo familiare, quindi cogliere adeguatamente la capacità contributiva in termini più ampi e in termini più corretti, cioè quella del nucleo familiare, quindi non prendere l'individuo nel suo, come isolato, ma tener conto anche delle relazioni che ci sono all'interno del nucleo. Quindi certamente è vero. Vado a considerare un po' adesso l'IRPEF italiana e quelle che sono un po' le criticità dell'IRPEF italiana. Allora, dunque, un punto che abbiamo in realtà già sviscerato, che però in questa tabella forse risulta abbastanza chiaramente, ci fa vedere innanzitutto oggi qual è la composizione della base imponibile dell'IRPEF, sono dati delle dichiarazioni 2023, fra le diverse categorie di redditi. E vedete che il lavoro dipendente spiega il 55% del reddito complessivo, quindi quello prima di applicare, voglio dire, la struttura delle aliquote, le pensioni il 30%, il resto poca roba. Uno dice, beh, è ovvio che è così, perché se noi andiamo a vedere come funziona un'economia, i lavoratori dipendenti sono quelli e diciamo così, il fattore produttivo, direbbero gli economisti, fondamentali per la produzione del PIL. È vero, però se noi di nuovo andiamo a confrontare questo dato qui, che è un dato fiscale, con quello che succede nell'economia, vediamo che a fronte di questi lavoratori dipendenti, lavoro dipendente più pensioni, che danno conto dell'86% del reddito complessivo dell'IRPEF,
Il lavoro dipendente è attualmente circa il 60, forse anche di meno, per cento dei fattori, del valore dei fattori produttivi che vanno a determinare il PIL nazionale. Quindi c'è, come dire, una sovrarappresentazione nell'ambito fiscale dell'IRPEF del lavoro dipendente o degli ex dipendenti, quelli assimilati al lavoro dipendente, il che ci fa pensare ovviamente che c'è un grosso problema di erosione, si dice, della base imponibile dell'IRPEF, cioè ci sono dei redditi che secondo l'idea di cui si diceva prima, cioè della omnicomprensività della posizione fiscale dell'individuo su cui dovremmo andare a considerare tutti i redditi che lui percepisce, bene, rispetto a quell'idea lì c'è invece un forte allontanamento della nostra IRPEF, per cui redditi importanti non stanno dentro nell'IRPEF, ma sono assoggettati a regimi fiscali generalmente favorevoli, non in progressività, ma con aliquote proporzionali. Aspettate. Dunque, qui in questa tabellina e nella prossima slide vi do conto appunto cerco di darvi conto un pochino della portata di alcune voci fondamentali che generano questo grosso problema, che è la prima criticità che ovviamente volevo evidenziarvi, della base imponibile dell'IRPEF. I redditi da capitale fin dall'inizio, cioè dal 72-73, dalla riforma Cosciani di cui si diceva prima, non stanno dentro nella base imponibile IRPEF, ma stanno fuori, assoggettati ad aliquote basse, il 26% o il 12,5% in termini generali. I redditi da fabbricati, come sapete, in parte non pagano le prime case reddito perché sono state assorbite dalla patrimoniale che l'IMU. Per i redditi veri, quelli effettivi, cioè quelli da affitti, quelli da locazioni, almeno per la parte residenziale, sapete che c'è un regime di favore particolare, sempre un caso di erosione, di esclusione dalla base imponibile progressiva, che è la cedolare secca. I redditi da lavoro autonomo, c'è il caso clamoroso, diciamo così, del regime forfettario dei lavoratori autonomi e delle imprese IRPEF. Anche per il reddito da lavoro dipendente, come sappiamo, c'è stata una moltiplicazione di regimi di favore rispetto ad alcune componenti fondamentali. Qui richiamo i premi di produttività, ma ci sono casi recenti anche nell'ultima legge di bilancio. Allora, può essere efficace, spero, rappresentare l'impatto, diciamo così, dell'evasione che abbiamo visto prima, che però avete visto è diversificata fra i diversi tipi di redditi, e anche della erosione della base imponibile IRPEF, che ovviamente è del tutto legale, nel senso che sono regimi esplicitamente previsti per essere tirati fuori dall'IRPEF. Ecco, può essere interessante andare a confrontare questi due scenari. A destra vedete il reddito teorico, cioè cosa succederebbe in termini di dimensione della base imponibile dell'IRPEF e di composizione nelle varie tipologie di reddito se avessimo, per riassumere, un'imposta omnicomprensiva e se ci fosse una obbedienza fiscale totale, al 100% per tutti i redditi, mentre a sinistra vedete la realtà, e cioè una torta più piccola, ovviamente, innanzitutto perché c'è l'evasione, ma anche perché c'è l'erosione. 20% sull'IRPEF, quindi, giusto? Se no, lavoro dipendente e pensione, il 20% in meno di tassazione. Sì, Se no, ci nel fosse- senso che se tutti fossero fedeli, avremmo un 20% in meno di peso fiscale sul lavoro dipendente no, queste sono quote percentuali, cioè la realtà che noi avremmo se tutti pagassero e se anche tutti gli altri redditi rimanessero della base imponibile dell'IRPEF, sarebbe che la quota di redditi da lavoro dipendente e pensioni sarebbe il 67% di questa torta più grande. E invece, ovviamente, dato che il lavoro autonomo va fuori, i redditi da capitale vanno tutti fuori,
E ovviamente la torta si rimpicciolisce in termini di dimensione, ma la quota dei redditi da lavoro dipendente e pensioni diventa più grande e quindi l'IRPEF si è trasformata da questo punto di vista di fatto in un'imposta speciale sul lavoro dipendente. Rimane fondamentalmente il lavoro dipendente intercettato da questa imposta. Ok? Qui vedete l'effetto di un po' di tutta questa cosa per quanto riguarda la distribuzione. Scusate, guardate soltanto il lato, la colonna in mezzo, quel numero dei contribuenti, la distribuzione dei contribuenti. Abbiamo ovviamente una distribuzione dei redditi molto schiacciata verso il basso, e questo però è importante anche per quello che diremo dopo. Attualmente con il reddito complessivo, quindi pre-aliquote, fino a 35.000 euro abbiamo quasi l'80% dei contribuenti IRPEF e di nuovo in parte è dovuto al fatto che contribuenti relativamente ricchi, come sono appunto quelli che percepiscono redditi da capitale finanziario, non stanno dentro appunto in questa platea di contribuenti. Quando poi si applica la struttura delle aliquote, su cui adesso dico una parola, abbiamo una situazione tale per cui questo 80 circa per cento dei percettori di redditi IRPEF pagano, e questo è l'effetto della progressività, soltanto il 36% dell'imposta netta IRPEF, mentre quelli che rimangono, il 22% relativamente dei più ricchi, paga il 64% dell'imposta netta e questa è la cosa che si legge sempre sui giornali, cioè che di fatto questa è un'imposta sul lavoro dipendente che però ha un grado di concentrazione per quanto riguarda il debito d'imposta che è molto squilibrato e lo si capisce anche adesso vedendo un attimino la struttura delle aliquote. Le aliquote, lo si ricordava prima, sono cambiate negli ultimi anni, sono state ulteriormente accorpate e poi con i redditi che vengono prodotti quest'anno, quindi anno fiscale 2026, c'è stato l'abbassamento dell'aliquota centrale dal 35 al 33%. Poi ci sono ovviamente, questa è la struttura erariale delle aliquote, poi ci sono le addizionali di cui andremo a parlare se ce la facciamo dopo. Questa struttura, scusate, molto semplice della nostra IRPEF, 3 sole aliquote, 23, 33 e 43, con l'ultimo scaglione che inizia da 50.000 euro, quindi non ad un livello altissimo, non sono i super ricchi, diciamo così, e il risultato di un'evoluzione storica, qui veramente soltanto un accenno, nel 72-73 con la riforma Cosciani c'erano 32 scaglioni e l'aliquota massima, quella top, quella che adesso è 43%, stava al 72%. Questo non vuol dire che quella lì fosse un'imposta super progressiva, perché forse in quello scaglione lì non ci cadeva semplicemente nessuno, ecco, ci cadevano 2 super ricchi e basta, ecco, quindi l'effetto di progressività poteva essere relativamente alta, comunque aveva, diciamo così, una struttura molto più fine rispetto a quella attuale. Non è un'esperienza soltanto italiana, questa sorta di, chiamiamola impropriamente semplificazione, perché non è semplificazione, voglio dire, i conti del debito d'imposta IRPE li fanno i computer, li possiamo fare con 32 scaglioni, con 2 o 3 scaglioni ed è facile uguale, ecco. Ma diciamo così, un appiattimento di questa struttura dell'IRPEF c'è stato in giro un po' per tutto il mondo, il numero degli scaglioni è crollato più o meno dappertutto ed è anche l'aliquota, quella lì top, quella alta, quella che era al 72%, in giro per tutto il mondo si è abbassata. Quindi assistiamo, diciamo così, come dire, a una evoluzione un po' trasversale della struttura delle imposte sui profitti. Non c'era l'IVA, però poi insomma adesso non mi ricordo qui le date, vediamo se le ritroviamo. Sì, va bene, ok, sì, non c'era l'IVA.
Però, diciamo così, in generale c'è stato appunto il fatto di avere una struttura molto granulare per aliquote marginali e scaglioni, e poi c'è stato un appiattimento, diciamo, di questa struttura qua. Scusi, c'è una cosa singolare, che è quella della Svizzera. Ah, la Svizzera. Allora, la che Svizzera, è l'unica che ha aumentato, sono però svizzeri. è tra quei paesi forse l'unica che lavora di finanza, anche qua la brutalizzo. Non Come, le so dire. come sono gli scaglioni lì, visto? Non glielo so dire. È una però oggettivamente i paesi produttori insomma hanno Sì, ridotto. sì, vabbè, gli svizzeri sono anche pochi, ecco, insomma, Sì, è un sì, paese non fanno testo. piccolino, ecco, insomma, ecco. Invece voglio dire, sì, non so, Francia per esempio, vediamo se c'è la Germania, dove sta, non c'è qua, boh. Spagna, vabbè, insomma. Dunque, l'altro capitolo che volevo rapidamente affrontare è un po' complicato, però insomma diamo gli elementi fondamentali, è la questione delle detrazioni per tipologie di lavoro, i vari bonus, perché quello è un altro elemento, diciamo così, che incide fortemente sulle modalità del prelievo della nostra IRPEF e su cui bisognerebbe riflettere in termini di eventuale riforma. Sapete che all'interno della struttura dell'IRPEF ci sono le detrazioni, cioè delle agevolazioni, degli sconti sul debito d'imposta che deve essere pagato a valle dell'applicazione delle aliquote marginali, e in particolare ci sono le detrazioni per tipologia, per fonte di reddito. Sono diversificate fra lavoro dipendente, pensioni e lavoro autonomo. Quelli per lavoro dipendente, per i lavoratori dipendenti, sono di ammontare relativamente più alto rispetto ai pensionati e rispetto ai lavoratori autonomi, e sono fatte con decalage attualmente, credo da una dozzina d'anni forse, hanno questa struttura decrescente, quindi hanno un livello, diciamo così, un livello costante per un certo intervallo di reddito da zero fino a un certo punto, poi piano piano cominciano a ridursi. Questo ovviamente dà un elemento di progressività in più, perché questa è una detrazione, uno sconto fiscale, quindi quelli che sono relativamente più ricchi possono beneficiare di uno sconto fiscale relativamente più piccolo in termini di ammontare. Il grafico che viene fuori è un grafico un po' particolare, vedete qui è l'ammontare di questa detrazione a seconda che, con la linea quella più marcata, andiamo a considerare il lavoro dipendente, quella che ha quel dente, e poi vedete che inizia un decalage. Quella per il pensionato, che dopo un tratto orizzontale decresce, e quello per il lavoro autonomo, che è quella più bassina. Ok? Già non ha reddito, Come? già non dichiara, non può chiedere anche le detrazioni. Allora, queste sono detrazioni, quindi hanno, no, è vero, hanno il problema hanno la caratteristica della incapienza, cioè se io dichiaro un reddito zero o molto basso e poi chiedo la detrazione, questa detrazione viene applicata a valere sul reddito, scusate, queste sono detrazioni, perdonate, sull'imposta che deriva dal reddito che ho dichiarato. Non c'è quella che viene chiamata una imposta negativa, cioè se io ho un'imposta che dovrei pagare di 500 e ho diritto a una detrazione di 800, quel 300 lì lo perdo. È un problema, si dice, di incapienza fiscale tecnicamente. Ok? Vabbè, qui per il vostro diletto vi lascio un po' di descrizione di come sono fatte questa struttura, diciamo, delle detrazioni attualmente, ma quello che volevo dirvi è due cose. Eccola qua. Cosa servono queste detrazioni fatte così? Servono innanzitutto, oltre a enfatizzare la progressività della imposta che non passa attraverso le aliquote e gli scaglioni,
ma passa anche al fatto che questa detrazione si riduce in termini di valore al crescere del reddito e generano anche, secondo elemento, la cosiddetta no tax area, cioè dato che per il primo tratto sono costanti, c'è un intervallo di reddito differenziato per i lavoratori dipendenti, gli autonomi, i pensionati, tale per cui chi ha dei redditi e quindi delle imposte che cadono in quel tratto lì non paga semplicemente imposta, perché la detrazione è più che abbondante rispetto all'imposta che dovrebbe pagare, quindi alla fine non paga niente. Ecco, questo fa sì che i segmenti più, diciamo così, i segmenti più bassi della distribuzione dei redditi complessivi che abbiamo visto prima, che ci fanno vedere diciamo, una platea di contribuenti molto schiacciata verso i poveri, e molti non pagano semplicemente perché cadono nella no tax area. Si ribellano. E per esempio per i lavoratori dipendenti il limite superiore è 8.500 euro. Fino a 8.500 euro dichiarati io non pago imposta, semplicemente. Ok? Però il problema sta nel però. Non è finita così perché sapete che negli ultimi anni c'è stato un fiorire di ulteriori detrazioni che si sommano, si combinano in modo apparentemente poco razionale con questa detrazione sulle tipologie di reddito che c'è sempre stata, diciamo, nel sistema fiscale italiano. Non aveva il decalage, era di ammontare fisso, ma c'è sempre stato. Questi bonus di vario genere e di varia natura sono stati introdotti negli anni con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale, ridurre quindi il costo del lavoro, favorire, sostenere l'occupazione. Ci sono attualmente, la fotografia ad oggi, 3 ulteriori detrazioni che si sommano a quella tradizionale che ho cercato di descrivere prima, hanno una natura diversa. Alcune sono detrazioni, cioè stanno dentro nel meccanismo dell'IRPEF, e quindi vuol dire che hanno il problema dell'incapienza, cioè quando superano un certo limite non possono essere beneficiate. Altre invece sono esattamente dei trasferimenti, quindi vuol dire che nel momento in cui io ho diritto a quel pezzo lì di detrazione di quel bonus e io sono incapiente, quella differenza mi viene comunque riconosciuta attraverso un trasferimento positivo, una spesa pubblica che mi viene data. E semplicemente l'IRPEF in questo caso è un veicolo che serve, mi sono dimenticato di dire, per il lavoro dipendente, perché tutta questa roba che ci stiamo dicendo riguarda il lavoro dipendente e basta, non l'autonomo, non l'impresa, e neanche i pensionati soprattutto, e questo è un punto importante. Ecco, questi ulteriori bonus utilizzano il veicolo dell'IRPEF perché c'è un datore di lavoro che può anticipare in busta paga anche questi trasferimenti positivi. Quello che viene fuori è un disastro ed è questa roba qua, e cioè prendete la detrazione, dunque stiamo parlando soltanto di lavoro dipendente, come vi dicevo prima. Quella cosa che c'è più o meno in mezzo, che ha il salto e poi il decalage, è la detrazione tradizionale, quella che ho descritto prima. Poi ci sono questi altri pezzi che sono arrivati negli ultimi anni attraverso appunto forme di bonus trasferimenti. Sono tutti elementi che vanno a vantaggio del lavoratore dipendente con ammontari diversificati a seconda di quello che leggete sull'asse orizzontale, che sono il reddito complessivo del lavoratore dipendente. Oltre i 50.000 euro non c'è più niente dal punto di vista, diciamo, di tutto questo insieme di detrazioni. Ora,
è molto coraggioso quello che lì ho scritto, cioè diciamo nessuno dei 4 strumenti preso in isolamento è comprensibile nella sua struttura, cioè non si capisce perché sono stati fatti così, se non come risultato, diciamo così, di capacità di pressione da parte dei vari stakeholder più o meno elevata. Facendo veramente un atto di coraggio si potrebbe vedere in questa struttura qualche cosa, nella somma verticale, diciamo, di tutti questi bonus, qualche cosa di vagamente razionale che richiama alcuni istituti che sono presenti in sistemi fiscali, tassazione sui redditi di altri paesi, come il caso degli Stati Uniti. Però è veramente un po', diciamo così, un po' tirata. Ecco. Allora, da tutto questo, cioè dalle aliquote che si sono appiattite, dai bonus che si sono sovrapposti e si sono moltiplicati, cosa viene fuori in termini di aliquote che vengono effettivamente applicate ai vari redditi? Questo grafico fa vedere le aliquote medie effettive. Effettive vuol dire non quelle che abbiamo visto prima, 23, 33, 43, che sono le aliquote legali, ma quelle che mettono insieme quelle aliquote lì, con quegli scaglioni, con anche l'agire, diciamo, dei bonus per il lavoro dipendente, diversificato per i pensionati. Allora vedete in alto quella specie di scaletta sono le aliquote legali, 23, 33, 43, sotto vedete distintamente per il dipendente, per il pensionato e sopra, scusate, per il lavoratore autonomo, le aliquote effettive medie che gravano sui diversi livelli di reddito di questi contribuenti. Allora, per esempio, se prendiamo un lavoratore dipendente, questo lavoratore dipendente, beneficiando dei vari bonus, inizia a pagare un'aliquota effettiva positiva a partire da circa 16.000 euro. Prima non paga, addirittura vedete che a sinistra di quel 16.000 euro per il lavoratore dipendente c'è una cosa che va sotto lo zero e sono quei trasferimenti positivi che ho cercato di in qualche modo descrivere prima. E poi vedete cosa succede, prendete sempre il lavoratore dipendente, a destra di quei 16.000 euro l'aliquota media, cioè quello che io devo pagare in termini di percentuale sugli euro che guadagnano, cresce e cresce in modo relativamente ripido, cioè molto, non dico verticale, ma insomma cresce molto. Quindi vuol dire che superata quella area lì, che è un'area di beneficio, l'incidenza del prelievo diventa importante e continua a crescere, vedete, in modo abbastanza significativo fino ad arrivare attorno, diciamo così, ai 50.000 euro in cui si continua a crescere ma si appiattisce di molto. Quindi abbiamo una struttura del prelievo fatta così, appena sopra la soglia, diciamo, del non pagamento dell'imposta, che certe volte per il dipendente è addirittura un benefit, si paga tanto, relativamente tanto in termini percentuali, ovviamente è un'aliquota media effettiva, e poi in alto diventa quasi piatta. I pensionati sono quelli più sfortunati della terra qua, perché i pensionati appunto non hanno, diversamente dai lavoratori dipendenti, quei benefici, quei trasferimenti, e subiscono invece in modo abbastanza, c'è soltanto la no tax area della detrazione tradizionale e subito dopo hanno un'impennata, diciamo, di aliquota. Prego. Perché è una questione che esce spesso quando noi facciamo incontri con i nostri pensionati, che è legata all'incapienza, legata anche alla no tax area. Quindi praticamente in un momento della vita in cui le spese sanitarie aumentano in maniera consistente, perché finché è giovani e si sta bene non si utilizzano
si utilizza poco la spesa sanitaria e si incrementa di più con l'avanzare dell'età, e in una logica anche di nomenclatori, di esenzioni che le abbiamo fermi, sappiamo, dal 1998, è chiaro che spesso ci chiedono negli incontri: non è possibile trovare un metodo alternativo per quanto riguarda tutta la partita della no tax area, nel senso che io ho le spese, però non le posso assolutamente detrarre perché sono incapiente, come si dice. L'ipotesi che qualcuno ci faceva, e chiedo un suo parere, è: non è possibile per casi come questi prevedere, nel momento in cui io faccio l'acquisto del farmaco o la spesa sanitaria, la possibilità di detrarmi quel 19% dal costo complessivo della prestazione? Perché poi i pensionati hanno anche le idee quando ci contestano questa realtà, quindi è una situazione che pesa molto, perché di fatto ogni aumento di pensione viene vanificato da questi sistemi così penalizzanti. E non lo so, cioè nel caso del lavoratore dipendente è ovvia, diciamo che c'è una situazione dal punto di vista, diciamo, operativo semplice per evitare il problema dell'incapienza, e cioè c'è una controparte unica, il datore di lavoro, il quale fa le compensazioni e può anche riconoscere dei benefit positivi. Nel caso del pensionato ho di fronte, diciamo, scusate, una frammentazione, diciamo così, di interlocutori, per cui operativamente mi sembra piuttosto complicato. Bisognerebbe, forse, però qui bisogna pensarci molto bene, pensare a, e forse è un po' la proposta che facevo alla fine, estrarre da questo veicolo particolare che è la tassazione sui redditi, che è l'IRPEF, queste forme di beneficio e trasformarle autenticamente in spesa. Quindi il fatto che io ottengo una sorta di contabilità e poi ottengo una sorta di risarcimento, di rimborso, ma questa è spesa, non è mancata imposta, direttamente dallo Stato. Bisogna veramente pensarla questa cosa. Posso dire una cosa su questo? Perché si sente spesso dire che il nostro è un sistema fiscale complesso, ok? Lo si sente spesso dire in Italia, e poi abbiamo visto che i confronti con l'estero potrebbero darci altri punti di vista. E che però è un sistema farraginoso, fatto molto spesso di bonus, di detrazioni e via dicendo, e questo è, come dire, rende implicitamente iniquo il sistema. Quindi io non capisco, vorrei capire meglio quando lei dice che bisognerebbe lavorare sulla spesa, ma non è proprio questo il tema, cioè non è questo il rischio, che lavorando sulla spesa si continui a lavorare, tra virgolette, sugli aggiustamenti delle aliquote, che sono 3 ormai, tra virgolette, e che non valga di più la pena invece di fare una riforma più strutturale che riparta dalla tassazione alla fonte, piuttosto che dire: le aliquote sono 3, ormai il gettito prodotto dall'aliquota è quello, però siccome complessivamente non c'è la progressività che auspicavamo, ok, allora dobbiamo intervenire con bonus sopra bonus, detrazioni sopra detrazioni, e ogni legge di bilancio aggiunge, toglie, per 3 anni c'è quel bonus, per 2 anni ce n'è un altro, che rende anche francamente farraginoso e complicato da capire se effettivamente è equo o meno equo. Dunque, il mio pensiero è questo. Allora, l'IRPEF è stata gravata da obiettivi impropri che potevano essere accettabili in un momento emergenziale, quindi sostegni temporanei ai redditi dei lavoratori dipendenti a basso reddito, e però, come succede sempre in Italia, quelle cose temporanee sono diventate strutturali perché non si può tornare indietro. E allora questo cambiamento della natura di questi sostegni da temporanei a elementi strutturali, quel grafico che ho cercato di far vedere prima, che è difficile da razionalizzare,
comporta, diciamo così, delle distorsioni nella struttura di un'imposta che la cosa che fondamentalmente dovrebbe fare è, uno, raccogliere gettito che serve per finanziare la spesa, e due, fare un po' di redistribuzione, quella redistribuzione che, diciamo così, per tante altre ragioni la spesa non riesce a fare. Allora, qui abbiamo un sistema che è diventato incomprensibile. Una cosa è la questione della base imponibile con pezzi di base imponibile che sono fuoriusciti. Un'altra cosa è questa qui, una struttura di progressività che non è più accettabile e che ha portato, ma a causa del fatto che è difficile tornare indietro, ad un disegno delle aliquote che non è accettabile in termini di equità, perché abbiamo appunto questa specie di muro che subito dopo, chiamiamola la no tax area per intenderci, che comincia a tassare fortemente i redditi aggiuntivi. Se c'è una cosa in più che volevo, che è ancora più evidente, che sono le aliquote marginali. Le aliquote marginali vuol dire se io guadagno un pochino di reddito in più, qui sono state considerate 100 euro in più, quindi c'è il rinnovo contrattuale, guadagno 100 euro in più, che succede alla mia aliquota che grava su quel pezzettino di reddito aggiuntivo? In questo senso è marginale, un termine diciamo economico-tecnico. E dunque, di nuovo, nel grafico vedete la scaletta, che sono le aliquote legali, quelle fatte bene, diciamo così, che però sono apparenza, perché poi su queste ci sono anche tutti i pezzi di bonus e controbonus che abbiamo fatto vedere prima, e a seconda se uno sta un pochino a destra o a sinistra di un punto di svolta di quei bonus, su quei 100 euro in più, che qui sono simulati, è una mera simulazione, paga delle imposte che sono innanzitutto estremamente irregolari. Allora, se prendete diciamo così, il grafico, quello diciamo continuo, un pochino meno marcato, è il caso delle aliquote marginali del lavoratore dipendente, il quale, per esempio, attorno ai 30.000 euro, se gli arrivano 100 euro in più, paga un'aliquota del 55%, cioè un'aliquota su quei 100, intendo, che è quasi espropriativa, cioè prima ci stupivamo del 72% dell'aliquota top dell'IRPEF ai tempi che furono, ma questa non è molto lontana. Ecco, e allora uno capisce anche perché quando c'è il rinnovo contrattuale si dice bene, quella roba lì lasciamola fuori, perché se no che succede? Il lavoratore si porta a casa metà di quello che effettivamente sta sulla carta. Quindi quella struttura di aliquote così irregolari e talvolta estremamente gravose è un altro elemento di iniquità che va corretto. E perché dipende dal combinato disposto della struttura delle tre aliquote legali e di dove si sta nella possibilità di poter avere i bonus, e questa è una macchina che ormai è difficile da controllare, perché appunto abbiamo delle aliquote marginali che penalizzano. Un'altra cosa evidente è questa cosa qui, vedete quella torre lì che c'è attorno ai 55.000 euro, se uno va avanti a guadagnare pezzettini di reddito in più, ma bizzarramente il 55.000 euro diventa circa 45.000 euro. Di nuovo, dal punto di vista equitativo, è una roba che non esiste, perché l'aliquota marginale dovrebbe crescere sempre di più. Su pezzettini di euro di reddito che io guadagno in più, dovrei avere delle aliquote marginali che gravano sempre più alte. Questo vorrebbe dire progressività. Quindi, infatti uno dei temi oggi dovrebbe essere non tanto l'aliquota, ma spostare il tetto, per esempio, di 50.000 in su, per recuperare il ragionamento. ma io ho un'idea un pochino diversa, cioè no,
Lo dico perché io me lo posso permettere, dato che non conto niente. Ecco, Allora, vi torturo ancora con 2 slide su questa cosa qui, ma molto rapidamente, che sono un po' riflessioni totalmente banali su come si potrebbe intervenire. Abbiamo un IRPEF che ormai non è accettabile nella sua struttura, è totalmente frammentata, molto difficile intervenire, sia sul piano politico, perché vuol dire togliere dei privilegi, chiamiamoli privilegi, insomma, togliere, diciamo, delle cose acquisite, dei vantaggi acquisiti, ma anche sul piano tecnico non è un problema facile da risolvere. Allora, primo punto di possibili linee di intervento, bisogna intervenire sulla base. Quindi riportare in qualche modo, ridisegnare la base, riportando nella base imponibile dell'IRPEF i vari pezzi che l'erosione della base imponibile ha tirato fuori. 2 possibili opzioni: c'è una opzione, diciamo, chiamiamola globale, cioè riportare quantomeno dentro nella base imponibile dell'IRPEF la cedolare secca sugli affitti e il forfettario, che sono le 2 cose che gridano proprio vendetta. Ovviamente uno potrebbe dire la base si allarga, le aliquote a parità di gettito si abbassano un po', quindi ci sono possibili forme di manutenzione, diciamo, sulla struttura dell'IRPEF. C'è poi un'altra prospettiva, che è quella di andare a omogeneizzare il più possibile i regimi di favore, chiamiamoli così, che è molto difficile riportare dentro nella base imponibile dell'IRPEF, in modo particolare la tassazione dei redditi da capitale, che credo è una questione totalmente fuori dall'agenda politica, ma quantomeno dovrebbero essere tassati tutti nello stesso modo con aliquote comparabili. Prego. Con riferimento alla cedolare secca, corregge il discorso sulla progressività dell'imposta attraverso l'applicazione dell'IRPEF. Però dovrebbe essere rivista la base imponibile, professore. Dovrebbe essere vista? La base imponibile, perché Di che cosa? dell'affitto, ecco, nel senso che se lei è soggetta a tassazione IRPEF, il 95-100% dell'affitto già non si detrae quello che è l'IMU oppure altre spese che gravano. Ecco. Vabbè, In questo d'accordo. senso. Però redditi diciamo effettivi che dovrebbero stare dentro nella progressività anche loro. Esatto. Ecco. Quando parla di forfettario intende Il regime degli autonomi. Questo per quanto riguarda ovvietà di intervento sulla base imponibile. E poi ci sono gli interventi sulle aliquote, di cui abbiamo visto appena adesso. Allora, la prima ovvietà, di nuovo, è quella che vi dicevo prima. Secondo me bisogna liberare l'IRPEF da questo utilizzo improprio che ne è stato fatto, cioè di caricarlo appunto di fatto forme di spesa pubblica a sostegno dei redditi più bassi, che è comodo fare perché il veicolo è quello della tassazione, col datore di lavoro che fa da sostituto d'imposta, quindi diciamo è un po' la risposta che cercavo di dare prima, però poteva funzionare in situazioni emergenziali, non funziona quando questi sostegni diventano strutturali. Quindi bisogna portarli fuori dall'IRPEF, i bonus, riconoscerli quelli che sono, cioè spesa pubblica, spesa per trasferimenti a favore degli individui in condizioni, diciamo, di redditi relativamente bassi, e sarebbe anche l'occasione per vederli in modo coordinato con gli altri istituti di spesa sociale che peraltro, ed era una domanda che era emersa prima, guardano al reddito familiare o addirittura all'ISEE, quindi misure di capacità contributiva, diciamo, più sofisticate del reddito, perché al di là delle vicende recenti tengono conto anche di una componente patrimoniale. Quindi far rientrare questa spesa in una voce che oggi non esiste di assistenza
Sì, diventa spesa, Sì. non diventa minore imposta, ma diventa Diventa spesa una voce di positiva. spesa che, diciamo, oggi rientra in tutta quella macro area che è la previdenza, che non divide la previdenza dall'assistenza. Ah, scusi, non avevo capito questa. No, forse no, nel senso che questi sono istituti di spesa sociale che o sono per esempio a sostegno ai carichi familiari, come l'assegno unico. Qui richiamavo l'assegno unico universale a favore dei figli, ma anche altri istituti di spesa sociale che dal punto di vista, diciamo, di una classificazione corretta sarebbero assistenza, perché sono sostegno al reddito, sia pure attraverso trasferimenti monetari e non la fornitura di servizi, non sono previdenza questi. Però il bilancio dello Stato può finanziare questi servizi attraverso il gettito che raccoglie, indipendentemente se è un gettito IVA, se è un gettito IRPEF, perché poi c'è il problema che si accennava anche all'inizio, nell'introduzione, cioè questa segmentazione questo moltiplicarsi delle imposte cosiddette di scopo è un elemento di nuovo molto disturbante e molto poco razionale in una visione unitaria, da un lato degli strumenti di raccolta del gettito e dall'altro, diciamo, degli strumenti invece di intervento via spesa pubblica. Noi dobbiamo guardare ai gettiti nella loro intierezza e dobbiamo guardare alla razionalità dei singoli strumenti di prelievo, questo è l'elemento, e non necessariamente, tendenzialmente non dovremmo collegare un prelievo con Con una una spesa. destinazione di spesa. Quindi vincoli di destinazione generalmente non sono una cosa bella, ecco, insomma. Volevo un attimino capire la differenza allora tra una tassa e un'imposta di scopo, perché la vedo molto sottile. Allora, no, allora la tassa, dunque qui non stiamo parlando né di tasse né No, di no, imposte no, di scopo, stiamo era- parlando di imposte generali, Sì, no? sì, sì. Ok. La tassa dovrebbe avere qualcosa che si avvicina anche a un Al concetto di contributo. prezzo, cioè dovrebbe avere una correlazione relativamente elevata con il beneficio che uno trae da un certo servizio pubblico, e generalmente è collegato a un atto di domanda da parte dell'individuo, quindi una tassa universitaria. tassa universitaria. Quindi, Mm. per quanto riguarda l'imposta di scopo, può essere un'imposta anche generale, che però poi ha un vincolo di destinazione, il gettito raccolto serve per finanziare quel certo tipo di spesa. Ok, ho capito. Grazie. Ultima cosa che volevo dire è bisogna mettere penultima, scusate, è che bisogna mettere a posto quella struttura di aliquote che insomma è molto irrazionale. Ci sono, diciamo così, tante proposte che sono state fatte, qui è semplicemente un richiamo a una cosa che è un po' nell'ambito, diciamo, di alcune riflessioni è stata emersa, cioè un meccanismo di progressività continua, cioè si calcolano aliquote medie per ogni specifico contribuente sulla base di una sorta di funzione matematica che ha però un fondamento teorico e che permetterebbe di eliminare quei salti, quelle irregolarità di cui si diceva prima. La considerazione veramente finale qua è che però tutte queste cose qui devono essere fatte tenendo conto che non si può garantire che nessuno perda. Qualcuno deve perdere da una, come dire, razionalizzazione, da una ripulitura, diciamo, di base imponibile e di aliquote. Quindi c'è un costo politico gigantesco che dovrebbe essere per lo stato, diciamo così, di deterioramento dell'IRPEF a cui siamo arrivati. C'è un costo politico estremamente forte se si vuole fare una riforma seria. E una riforma seria che vada al di là, per esempio, da questi interventi di maquillage che abbiamo visto anche con la legge delega sulla riforma fiscale del governo attuale. Ecco, quindi.
Allora, si può fare a parità di... Al di là del machiaggio che condivido, ma sarebbe comunque a parità di gettito spostando... Dunque, per fortuna nel mondo delle imposte, quando siamo qui che parliamo, possiamo dire di tutto, quindi può essere a parità di gettito, riducendo il gettito. Allora, il problema del gettito nell'IRPEF attuale è che è un'imposta speciale sul lavoro dipendente e tutti ci dicono, tutte le organizzazioni internazionali ci dicono che dobbiamo trasferire prelievo dal lavoro verso il patrimonio, eventualmente verso i consumi. Se rimane così, l'IRPEF, dovremmo ridurre il prelievo e spostarlo per esempio sui patrimoni o sui consumi. Se invece riportiamo nella base imponibile altri elementi reddituali che adesso non ci sono e che hanno a che fare non con il lavoro dipendente ma con qualcosa d'altro, allora questa riduzione delle aliquote potrebbe essere eventualmente evitata. Ecco. Però questo vuol dire che bisogna far pagare gli altri redditi, quelli diversi dal lavoro dipendente, di più e bisogna avere... pagare, non di più, farli pagare, sì, non solo sulla carta, ma farli pagare effettivamente. Ecco, quindi diciamo è una cosa un po' sfidante. Ecco. Dato che una delle tesi principali per le quali si pongono difficoltà nell'incremento della tassazione delle risorse chiamiamole da finanza, da investimenti, non dal lavoro, quindi è che non parlo della patrimoniale, parlo proprio dei redditi da interessi, insomma, è che se si alza quella base, cioè se si alza la base imponibile, se si incrementano i livelli di tassazione, i capitali fuggirebbero. Quanto c'è, perché poi si entra dalla matematica, dalla tecnica, come dire, dai calcoli alle valutazioni oggettive, sociali e sociologiche. Quanto è vera questa cosa? Cioè è così poco attrattivo un paese che ha fondamenti industriali, capacità di avere settori che funzionano, competenze professionali, è così poco attrattivo per far rimanere i capitali, piccoli o grandi che siano nel paese, se si alza la tassazione su questo, oppure no? Perché una delle tesi è la patrimoniale, che non è ovviamente quello che sto dicendo, è se si alzano le tassazioni, se si mette la patrimoniale, i ricchi scappano. Ecco. E anche lì io immagino non ci sia un interruttore, perché bisognerebbe capire chi è ricco, chi non è ricco, bisognerebbe capire nella progressività, bisognerebbe capire appunto se si tratta di ragionare sulla tassazione di quel dato oppure se inserirlo con determinate modalità dentro il reddito della famiglia, e questo è il primo tema. Il secondo tema, non voglio aggiungere complicazioni, anche dentro il processo dell'ISEE esiste un problema con l'attuale sistema, perché in una famiglia dove c'è una persona che lavora che ha 60.000 di reddito, il reddito familiare è molto più basso di due persone che ne hanno 30.000, quindi a parità di entrate economiche all'interno di una famiglia, la capacità di spesa cioè sono pari su tutto, no? Proprietà della casa, numero di figli, eccetera, eccetera. Se i redditi avvengono in maniera diversificata, si guarda l'ISEE o si guarda l'attuale tassazione, scusa, ovviamente la capacità di spesa è più alta. Allora non è per andarci ad accanire lì, però è un'ulteriore differenziazione che c'è nel modellino. Sì, indubbiamente sui redditi da capitale, diciamo la mobilità delle basi imponibili dei redditi da capitale è stata la ragione per cui tempi che furono, appunto all'inizio, negli anni 70, si è deciso fin da subito di lasciarli fuori dalla progressività e assoggettarli a regimi di favore, perché si paventava il fatto che sono passati 50 anni, insomma, forse diciamo così la capacità a livello quantomeno europeo di incrociare i dati fra le amministrazioni finanziarie per costruire, diciamo, una sorta di dichiarazione dei redditi finanziari, poi certamente sono stati fatti passi avanti,
Non stiamo parlando dei grandi ricchi, perché i grandi ricchi hanno, diciamo, strumenti di eterovestizione, eccetera, eccetera, molto più sofisticati, che permetterebbero probabilmente di aggirare, non so, l'esperienza francese, per esempio, dell'imposta sulle grandi fortune, ci dice che è estremamente difficile per un singolo paese al di fuori, diciamo, di un coordinamento internazionale fare cose di questo genere. Per quanto riguarda, diciamo, invece i risparmiatori ordinari, forse qualche spazio c'è, ecco, insomma. E questo però è del tutto indipendente, questo sui capitali finanziari, rispetto agli altri due temi, la cedolare e i forfettari, che sono invece, insomma, delle cose. La cedolare, stiamo parlando di immobili, quindi, insomma, basi imponibili che sono relativamente facili da accertare. Ecco, insomma. Sulla questione, non mi ricordo più, mi perdoni, ecco, però lì, d'accordo, il nostro sistema IRPEF, come ben sa, è su base individuale, ok? Quindi non su base, perché il cumulo porterebbe, diciamo così, a forme di distorsione che sono esattamente quelle, cioè si andrebbe per esempio a disincentivare l'entrata nel mercato del lavoro di un percettore secondario. Nel caso dell'ISEE si utilizza una scala di equivalenza però, che dovrebbe andare a tener conto del fatto che cumulando i redditi di tutti i componenti percettori del nucleo, poi questo reddito complessivo viene reso equivalente tenendo conto del numero dei componenti del nucleo. Quindi che ci sia un percettore o due percettori dovrebbe essere a parità di reddito cumulato, che io sappia dovrebbe essere la stessa cosa. C'è un problema però di trattenuta alla fonte, perché se uno prende 30.000 euro, se ci sono due persone, la tassazione individuale. Ah, ho capito. Quello che No, prende no, 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 30.000 no. euro beneficia Sì, ad sì, esempio sì, di sì. tutti gli interventi che sono stati fatti dalla fiscalità. Cioè, Se ce n'è uno solo che ne prende 60.000 è finita la discussione. sì, I sì. due possono portare a casa le detrazioni, uno non Ho detrae capito, ho niente, capito. cioè, quindi c'è una base di spesa in una famiglia composta da due redditi seppur più bassi che è più alta di una famiglia, mettiamoci pure il rischio. Cioè che Io se- però le risponderei esattamente così, cioè l'IRPEF per varie ragioni, che adesso sarà un po' lungo, discutere è meglio che rimanga su base individuale, e quindi è opportuno togliere esattamente dall'IRPEF e mettere sul lato spesa, perché il lato spesa invece può tener conto adeguatamente della situazione, diciamo, di capacità contributiva del nucleo. Quando parla dei bonus, ho capito, non è le detrazioni che rimangono sull'IRPEF, ma quando lei diceva prima di tirare fuori i bonus, anche eventualmente le detrazioni. Cioè... Ma le detrazioni bisognerebbe forse riportarle all'origine in cui non avevano il decalage, perché il problema del decalage è che anche quello crea delle irregolarità nel prelievo effettivo, insomma, cioè a 15 anni fa quando non c'erano. Faccio una proposta, siccome è quasi mezzogiorno, abbiamo un'ora più o meno davanti, credo che era l'ultima slide del primo blocco questo? Sì, Ho mi indovinato, dispiace. bene. Andiamo avanti sulla parte regionale, Sì, diciamo sì. decentrata, come lei diceva prima, perché forse ci è utile anche nel dibattito poi che metteremo in campo Perdonate, siamo con i andati nostri un po' amici della lunghi. regione e nei confronti. Allora, dunque, una premessa la devo fare, è una premessa di inquadramento, stiamo parlando di fiscalità decentrata, quindi tributi assegnati agli enti territoriali. Se voi aprite il manuale di scienza delle finanze e di economia pubblica, dice i tributi che sono buoni per essere assegnati non allo Stato centrale ma a regioni e comuni, uno, devono essere poco mobili, perché se no si muovono sul territorio. Non possiamo dare la tassazione sui capitali finanziari alle regioni e ai comuni, perché se no si muovono tra comuni, tra regioni, devono essere tendenzialmente poco sperequati, perché se no bisogna inventarsi sistemi perequativi che hanno un costo politico sempre molto alto,
e poi perché dovrebbero essere delle imposte in cui è chiaro che stai facendo pagare delle imposte a fronte di spesa, di benefici che sono localizzati lì sul territorio. Nel gergo degli economisti si dice che dovrebbero essere delle imposte poco esportabili a sfavore, scusate, di non residenti. Queste considerazioni poi si calano dentro nella realtà italiana, c'è una Costituzione ovviamente che ci dice che l'Italia è fatta di tanti livelli di governo che hanno autonomia fiscale, e poi ci dice anche, questo è un punto fondamentale, che queste regioni, questi comuni hanno funzioni pubbliche, spesa per intenderci, che riguardano diritti civili e sociali dei cittadini residenti, e quindi ci deve essere un sistema tributario, dei trasferimenti perequativi che garantiscano a regioni e comuni il pieno e integrale finanziamento di queste funzioni così fondamentali per il benessere dei cittadini. Quindi, diciamo così, ci vuole autonomia fiscale assegnata a regioni e comuni, ma al contempo, a fronte del fatto che l'Italia è molto differenziata, ci sono enti ricchi e enti poveri con basi imponibili ricchi e poveri, bisogna creare anche dei sistemi perequativi di trasferimenti che servono per garantire dappertutto il pieno soddisfacimento di questi diritti civili e sociali. Questo è un po', diciamo così, l'impianto con cui dobbiamo, le chiavi di lettura con cui dobbiamo vedere un po' la realtà della fiscalità decentrata del nostro Paese. Allora, uno sguardo qui d'insieme, ma veramente per flash: le regioni ovviamente hanno l'IRAP come leva fiscale autonoma, come tributo proprio, hanno l'addizionale all'IRPEF, su quell'IRPEF lì fatta un po' male, e quindi è un punto su cui ritorno. Hanno la tassa automobilistica regionale, 33 circa 32 miliardi l'IRAP, l'addizionale regionale vale 15 miliardi, più o meno 6-7 miliardi la tassa automobilistica regionale. Salto un attimo adesso, perché abbiamo poco tempo, le province e le città metropolitane, che hanno dei tributi che sono strettamente legati al mercato automobilistico, e questo è un elemento di criticità per, diciamo così, l'affanno strutturale che grava su quel mercato lì. I comuni hanno tre leve fondamentali, adesso evidenzio soltanto le cose più importanti ovviamente. Hanno l'IMU, imposta patrimoniale, l'unica vera imposta patrimoniale, diciamo, che vale 19 miliardi, hanno l'addizionale comunale all'IRPEF per 6 miliardi, hanno una new entry, l'imposta di soggiorno, che diventa importante e vale adesso più di 1 miliardo in realtà rispetto a questi dati qua che sono del 2024. Questi tributi qui hanno natura diversa, alcuni sono dinamici, cioè hanno delle belle basi imponibili che vanno su e giù, tendenzialmente su, con i redditi nominali. Un altro argomento che non abbiamo toccato è che l'IRPEF è ovviamente riferita a redditi nominali, quindi c'è tutto il problema del fiscal drag di cui si è molto parlato in questi ultimi tempi. Quindi l'IRAP e le addizionali IRPEF hanno una dinamica che è collegata in termini di gettito all'andamento delle economie territoriali. C'è il problema del mercato automobilistico che riguarda anche le regioni con la tassa auto. C'è l'IMU che invece ovviamente per definizione, diciamo così, per definizione italiana, diciamo, è appunto un'imposta su un reddito normale, quello catastale, e quindi a meno che non si intervenga ad aggiornare il catasto è cristallizzata su quei valori lì. E c'è poi una forte crescita del gettito dell'imposta di soggiorno per quanto riguarda i comuni. Qui vado veramente soltanto per flash per dire che se andiamo ad allungare lo sguardo all'indietro, vediamo che in generale il peso delle entrate tributarie
a livello di regione e a livello soprattutto di consumi si è deteriorato nel corso del tempo, e cioè quell'elemento, chiamiamolo un po' in termini un po' esagerati, di autonomia tributaria si è eroso nel corso del tempo, e negli ultimi anni è aumentato la componente nei bilanci comunali e un po' anche nei bilanci regionali, è aumentata la componente di fatto di trasferimenti o di compartecipazioni rispetto alla componente di tributi propri. Quindi i tributi propri non è che godano, tributi propri regionali e comunali non è che godano di grandissima diciamo successo negli ultimi tempi. Qui volevo dirvi una cosa, e cioè che come sapete c'è ancora in vita, aperta, una delega per la riforma fiscale, la legge 111 del 2023, che riguarda anche la fiscalità decentrata di regioni, comuni e enti di area vasta, province e città metropolitane. Qui non ho tempo di andare nei dettagli. Questa delega, per quanto riguarda questa componente, insieme a tante altre componenti, non ha fatto nulla, nel senso che lo scorso anno è stato presentato dal governo in conferenza unificata, grazie. Unificata un decreto legislativo di attuazione di alcuni principi generali di riforma, e quel decreto lì non ha avuto il consenso da parte degli enti territoriali, e quindi diciamo siamo fermi rispetto a qualche prospettiva di riforma di tutto questo comparto. Allora, come è fatta? E scusate, c'è un'altra cosa che fa un po' pandan con quello che cercavo di dire alla fine del blocco sull'IRPEF, e cioè come tutta la riforma Meloni, come tutta la riforma diciamo di questo governo, tutto si deve svolgere, anche per quanto riguarda la fiscalità decentrata, all'interno di diciamo così, uno schema di finanza pubblica estremamente rigido, di fatto di invarianza, nel senso che dai vari interventi di riforma che riguardano anche questo pezzettino sulla fiscalità decentrata non deve derivare nessun nuovo maggiore onere per la finanza pubblica generale, e non ci deve essere anche nessun incremento della pressione fiscale rispetto alla legislazione vigente. Questo di fatto è una cosa che c'è già, perché la pressione fiscale non sta riducendosi, però diciamo c'è una sorta di, come dire, clausola di invarianza finanziaria che di fatto restringe in modo estremo tutte le possibilità di intervento, perché devono essere tutti interventi di natura compensativa, devono trovare una compensazione all'interno. Bene, qualcosa su quindi lo stato dell'arte, come è fatta la fiscalità regionale attualmente. C'è l'IRAP, abbiamo detto, nella legge delega viene fissato una sorta di principio generale che non ha però trovato nessuna attuazione, riguardante la necessità di cancellare l'IRAP. La ragione, diciamo così, è corretta, nel senso che l'IRAP, rispetto a quando è stata introdotta, ha perso la sua natura originaria di essere un'imposta che piace molto agli economisti, perché ha una base imponibile estremamente ampia. Di fatto il valore aggiunto è la somma di tutti i redditi che sono prodotti all'interno dell'economia e che vengono tassati in capo alle imprese, ma semplicemente perché sono le imprese che sono considerate come i contribuenti, almeno diciamo così, di facciata. E però nel corso degli anni, per interventi di politica fiscale nazionale, centrale, erariale, non certo regionale, ha perso questa sua natura originaria ed è diventata di fatto un doppione dell'imposta sui profitti delle società di capitali, dell'IRES, quella che dicevamo all'inizio. Quali sono state le ragioni per cui è stata snaturata questa IRAP? Sono due. Si è ristretta la base imponibile,
perché il costo del lavoro, come sapete, è stato buttato fuori dalla base imponibile, è stato estratto dalla base imponibile di nuovo per ragioni, ripeto, di politica nazionale, cioè riduzione del costo del lavoro, sostegno all'occupazione, eccetera, eccetera. E la cosa che si è andata a prendere è stata l'IRAP, che ha perso un pezzo importante della sua base imponibile. È stata anche circoscritta la platea dei contribuenti, perché gli agricoli stanno fuori da tutto praticamente, non pagano quasi imposte, ma insomma, ma sono stati anche esclusi gli imprenditori individuali e i professionisti, quindi abbiamo, diciamo così, un IRAP che adesso colpisce le società di persone, le società di capitali ovviamente, ha una base imponibile che di fatto sono i profitti di queste società e anche gli interessi. Oggi di questi interventi preannunciati non è stato fatto nulla. Questa è la situazione delle aliquote che sono fissate nei vari... Dunque, vediamo un attimo qui il Veneto dove sta. Ma è vero che è 408? Perché sì, no, ma infatti, ma adesso mi stavo domandando se fosse una delibera che è stata effettivamente applicata. Comunque, diciamo così, abbiamo una struttura, diciamo, abbastanza diversificata delle aliquote effettive che vengono applicate. C'è una componente ovviamente di autonomia qui dentro e vedete che per esempio alcune delle regioni a statuto speciale o alcune delle regioni relativamente più ricche applicano di fatto delle aliquote relativamente più basse. Quant'è? Scusa Ivo. 4,390. Ok. Diciamo che quando Prodi istituisce la Bolgia nacque per far sì che le aziende si evolvessero verso un'automazione, un'informatizzazione, per cercare di spingere su quello che era gli investimenti. Certo. Fu la base e poi la base degli interessi passivi era data dal fatto di dire: cari imprenditori, andate a capitalizzare un attimo le vostre aziende invece che far pagare. Cioè, fu questo un po' l'obiettivo. Poi ci siamo resi conto che eravamo la seconda nazione più industriale d'Europa e che forse con questo mettevamo a casa un po' di gente, insomma, con questo tipo di intervento. Dunque, allora, per gli economisti questo è un bellissimo tributo all'origine per quello che ho appena detto, cioè tutti i redditi, sia gli interessi passivi, quindi diciamo così il finanziamento mediante debito, sia il finanziamento mediante capitale di rischio vengono tassati nello stesso modo. Quindi è un bel tributo neutrale che non, diciamo, condiziona le scelte, per esempio, di finanziamento degli imprenditori. C'è dentro tutto e non condiziona neppure le scelte di quanto lavoro utilizzare, di quanto capitale utilizzare, perché di nuovo sia salari che remunerazione del capitale vengono tassati nello stesso modo. Quindi è un'imposta a base imponibile molto ampia, neutrale e diciamo così è un'imposta che va bene perché, come ben sapete, serve per finanziare la sanità. Quindi serve per finanziare un servizio pubblico che è considerato nel nostro impianto di intervento pubblico un servizio diciamo così, che deve essere garantito all'universo dei cittadini. Quindi diciamo imposta ampia per finanziare, qui c'è un vincolo di destinazione effettivamente, però è un vincolo di destinazione proprio a 360 gradi, diciamo, che serve per finanziare un servizio universale come appunto la sanità. Allora, qui la faccio un po' troppo lunga per dire che la legge delega prefigurava come soluzione al problema del superamento dell'IRAP per garantire comunque un'imposta a finanziamento della sanità regionale di sostituire l'IRAP con una sovraimposta all'IRES, quindi creare un pezzettino di IRES in più
ripeto, non è stato fatto nulla di tutto questo, una soluzione criticabile questa, perché ovviamente comporta il fatto che passiamo da una IRAP la cui base imponibile è già stata ridotta a un IRES che va a tassare soltanto i profitti, come è appunto l'imposta sui profitti societari, tassa soltanto le società di capitali, quindi le società di persone che attualmente stanno dentro, sono contribuenti dell'IRAP, non ci sono più, quegli effetti di neutralità fra interessi passivi e profitti vengono meno, perché stiamo tassando relativamente di più i soli profitti, quindi è una imposta peraltro ancora più sperequata rispetto all'IRAP, perché le società di capitali sono diciamo, concentrate dal punto di vista territoriale in determinate aree, quindi è una soluzione che è stata stoppata un pochino subito. Ovviamente la Confindustria ha subito detto che non se ne parla nemmeno, ecco, di far pagare tutta la sanità attraverso, non tutta la sanità ovviamente, ma quel pezzo della sanità che passa attraverso i tributi propri regionali, farla passare attraverso la sovraimposta dell'IRES. Peraltro non si capisce bene da questa proposta quanto di regionale rimarrebbe, nel senso che l'IRAP è un'imposta regionale, sia pure all'interno di una, diciamo così, di un impianto nazionale. Ah, perché è vicino al microfono, ecco. Era un po' inquietante. No. Niente, non si capisce però quanto di autonomia regionale possa rimanere dentro qui. Qui vi volevo soltanto dire che c'è tutto un dibattito attorno alla possibilità di come superare l'IRAP, quale sostituto dell'IRAP, questa IRAP monca che è rimasta. Una proposta è quella di prendere ispirazione dall'esempio francese, che utilizza, adesso senza girarci particolarmente attorno, una specie di grossa IRAP. Di fatto la proposta è di tornare indietro all'IRAP originaria, cioè una base imponibile estremamente ampia, dove ci stia dentro anche i capitali finanziari, anche le plusvalenze, i redditi da locazione, insieme ovviamente ai redditi di impresa, tendenzialmente escludendo, perché già tassati molto, qui tutte le cose sono collegate ovviamente, devono essere viste in una, diciamo, visione un po' sistemica, escludendo o detassando in parte i redditi da lavoro dipendente se non si fa niente sul lato IRPEF, e questa cosa qui dovrebbe essere un'imposta di nuovo estremamente ampia che serve per finanziare il welfare. Il problema del welfare, come sapete 10 milioni di volte meglio di me, è che richiederà in un futuro prossimo risorse sempre più rilevanti a causa di evoluzioni strutturali, invecchiamento della popolazione, aumento dei prezzi delle prestazioni sanitarie soprattutto, quindi le esigenze di finanziamento della sanità e in generale, diciamo, di tutte le prestazioni legate all'invecchiamento è impellente. Quindi bisogna trovare un qualcosa, una fonte di finanziamento tributario che sostituisca l'IRAP e che abbia una, diciamo così, una potenza di gettito e un'ampiezza anche, diciamo, di base imponibile sufficientemente ampia. Quindi varie proposte, ma di fondo l'idea è creare un qualcosa che sostituisca ad ampia base imponibile. Qualcosa sulla precisazione. Lei ha detto bene, se non si interviene, perché qua vedo che rientra il tema del capitale finanziario, sì, il tema delle locazioni, il tema dei forfettari, cioè se eventualmente il tema di questi 3 punti che ho appena citato dovessero essere, non dico risolti, ma ci dovessero essere degli interventi sia sui redditi da capitale, le rendite eccetera, sia sulla forfettaria nell'ambito IRPEF, la base imponibile
si restringerebbe e probabilmente bisognerebbe utilizzare un'aliquota più alta, probabilmente per dare maggiore gettito a questa nuova, tra virgolette, IRAP, perché altrimenti torniamo alla confusione, cioè se il capitale finanziario lo tassiamo sia nella prima parte della presentazione sia nella seconda diventa complicato, se non ho capito male, vero? No, è certamente vero, e qui c'è un elemento in più che la sanità è regionale e dobbiamo attribuire una leva alle regioni, quindi un qualcosa in cui ci saranno come l'IRAP, delle aliquote base fissate centralmente, ma poi ci sono spazi, ci devono essere spazi di variazione per la singola regione, se i conti della regione vanno male oppure se la regione vuole offrire prestazioni aggiuntive rispetto ai LEP, LEA, eccetera, eccetera. E quindi c'è questo elemento territoriale in più che complica ancora più la faccenda. Una parola la possiamo dedicare all'addizionale, all'IRPEF. Dunque qui il problema è quello che ci siamo detti, cioè l'addizionale è un pezzo di aliquota in più che si aggiunge alla base imponibile, reddito imponibile, sì, erariale, e quindi l'addizionale soffre delle stesse criticità di cui soffre la componente erariale per quanto riguarda la determinazione della base. E quindi tutti i problemi di erosione della base imponibile a causa della fuoriuscita dall'IRPEF verso regimi di favore, di tutte quelle cose lì che ci sono scritte, la cedolare, il regime forfettario, i redditi agrari, premi di produzione, incrementi retributivi per rinnovi contrattuali, sono tutti elementi che indeboliscono anche questa componente regionale, ovviamente, ne restringono la base. Dal punto di vista diciamo delle risorse regionali vengono compensate dallo Stato certe volte, quindi gli danno dei trasferimenti al posto, diciamo così, di fonti tributarie, però non è la stessa cosa, ecco, stiamo sostituendo, è un po' quello che cercavo di far vedere prima in quei grafici, in cui piano piano, per ragioni di politiche fiscali nazionali, si sostituiscono forme di autonomia tributaria con trasferimenti. Quindi una soluzione sul lato erariale ovviamente potrebbe essere di beneficio anche per quanto riguarda le addizionali territoriali. Certo è che se uno va a vedere in giro per le regioni italiane, vede almeno, e questo è un elemento che distingue la vicenda delle addizionali regionali all'IRPEF rispetto a quella comunale, vede che ci sono ancora spazi di sforzo fiscale. Questa è la struttura, diciamo così, scusate, delle addizionali regionali 2025. Qui vediamo, scusate, il Veneto era prima questa cosa di questo eventuale aumento, tutto da verificare. Innanzitutto c'è da sottolineare ed evidenziare come gli schemi di addizionale regionale all'IRPEF sono diversificati sul territorio. Alcuni, perché la normativa nazionale ovviamente lo consente, utilizzano strutture per scaglioni che devono, anche se c'è poi la possibilità di derogare, dovrebbero essere gli stessi scaglioni dell'IRPEF statale, dell'IRPEF erariale, però c'è la possibilità di derogare, cioè utilizzare ancora la vecchia struttura a 4 scaglioni e 4 aliquote, e quello che vedete è che insomma utilizzano modelli, schemi che possono essere diversi. Per esempio il Veneto, al di là del livello, almeno da questa così, esplorazione, aveva un'aliquota unica e non differenziava per scaglioni, quindi diciamo così, se volete, perseguiva unicamente obiettivi di raccolta di gettito e non utilizzava questa sua leva qua
per fare anche lei un po' di redistribuzione, diversificando fra contribuenti ricchi e contribuenti poveri dal punto di vista dell'IRPEF. Si possono fare tante considerazioni qui, cioè se la struttura di progressività deve essere unica a livello nazionale per tutti i redditi, se le regioni possono effettivamente metterci della creatività loro facendo dei pezzi di progressività specifici dentro la regione, fra i contribuenti regionali. Dal punto di vista mio, che sono un centralista, devo dire che io la progressività la manterrei unica a livello nazionale, e invece questa deve essere una leva a disposizione delle regioni per raccogliere gettito aggiuntivo, quindi per fare quello che si dice sforzo fiscale. Alcune delle regioni sono evidenziate in rosso, almeno per quanto riguarda lo scaglione più alto, sono arrivate al massimo, al 33%, perché abbiamo un'aliquota base dell'1,23, poi c'è spazio per arrivare in autonomia, se vogliono, al 33,33%. Vedete, non so, ad esempio il Piemonte sull'ultimo scaglione ha tirato al massimo. Ecco, ripeto, non è che tutti stanno aumentando all'aliquota massima con aliquota unica, quindi hanno esaurito tutti gli spazi. Ci sono spazi ancora aggiuntivi. Comunque, diciamo, il messaggio che io mi porterei a casa è strutture di addizionale regionale all'IRPEF diversificate sul territorio, con ancora, diciamo, degli spazi da utilizzare, perché c'è ancora possibilità di passare, se volete, al gettito massimo, che è aliquota unica al 33,33%. No, questo qui, scusate. Dico qualcosa, se va bene, sui comuni. Prego. Il livello delle aliquote che viene determinato dalle differenti regioni, dalle varie regioni, è influenzato anche dal PIL regionale a questo punto. Perché ho visto, ad esempio... PIL regionale? Sì. Il gettito raccolto, sì, certo. Sì, perché ho visto ad esempio il Veneto, piuttosto che la Lombardia, hanno aliquote molto basse, mentre regioni con il PIL più basso, ecco, agiscono su questo logicamente per far gettito. Questo vale per l'addizionale Sì, per all'IRPEF, ma vale anche, lo vedevamo prima, insomma, ad occhio anche per l'IRAP. Perché, diciamo così, qui abbiamo che alcune delle regioni del sud povere, cioè basi imponibili IRAP relativamente limitate, tirano al massimo. Lo vedete, hanno aliquote. Quindi in generale diciamo, abbiamo quello che lei giustamente evidenzia, cioè abbiamo una separazione, diciamo così, nord-sud, che è guidata dalla, diciamo così, dalla dimensione delle basi imponibili o delle basi imponibili, diciamo, su cui operano questi tributi regionali. Al sud lo sforzo fiscale è certamente in generale più alto rispetto che al nord, e questo un po' ci sta, nel senso che se il finanziamento, dunque ci stanno tante cose, ecco, diciamo, proviamo a raccontarla così, io guardo un po' Ivo, vedere se dico delle stupidate, ma servono l'IRAP insieme con l'addizionale, serve anche per finanziare la sanità. Certo. La sanità ha una struttura, diciamo così, di perequazione, ha innanzitutto dei fabbisogni che devono essere garantiti sull'intero territorio nazionale, che in termini estremamente laschi sono dati dai LEP, dai LEA, dalle prestazioni, diciamo, obbligatorie. C'è un sistema perequativo che va a colmare, diciamo, le quote pro capite sanitarie delle singole regioni rispetto a questi tributi, ma comunque c'è difficoltà da parte delle regioni tipicamente del sud, che hanno basi imponibili ristrette, a garantire. Potrebbe esserci inefficienza, potrebbe esserci tutto quello che vogliamo, ma indubbiamente il problema
limitatezza delle basi imponibili o l'eterogeneità delle basi imponibili lo si vede qui abbastanza bene. Ecco. Poi insomma ci sono, adesso non è il caso, c'è la provincia autonoma di Trento che ovviamente detassa, ecco, ha delle aliquote basse, non quella di Bolzano, perché Bolzano la sanità va molto male, come voi sapete, cioè ha una griglia dei LEA che è molto deficitaria e quindi deve aumentare le aliquote per stare dietro, diciamo, al finanziamento. Però vedete che che mandano, e quindi pagano forse i LEA di Innsbruck, quelle. Però vedete che, voglio dire, insomma, la Lombardia, l'Emilia-Romagna stanno tutte in alto con aliquote relativamente basse e questo lo si ritrova assolutamente, è vero, anche nell'ambito dello sforzo fiscale sul lato delle addizionali regionali all'IRPEF. Forse questo posso dirlo molto rapidamente, ma per dare l'idea, diciamo, di come si sta un pochino svolgendo il dibattito. Uno degli elementi importanti della costruzione del cosiddetto federalismo fiscale, almeno a livello regionale, che è previsto dalla legge sul federalismo fiscale, la legge 42, è che tutti i trasferimenti che lo Stato fa, trasferimenti di denaro che lo Stato fa a favore delle regioni, dovrebbero trasformarsi in materia fiscale, dovrebbero essere, si dice, fiscalizzati. Quindi lo Stato non trasferisce più, decidendo in legge di bilancio quanto trasferire di anno in anno, ma garantisce dei tributi, o per meglio dire delle compartecipazioni su tributi regionali che sono assegnati all'insieme delle regioni. Ora, questa idea, che è da 15 anni che aspetta di essere attuata, diciamo così, è stata in qualche modo richiamata nell'ambito del decreto legislativo di attuazione della delega del governo Meloni in un modo un po' particolare. Questo è soltanto un esempio per dare il senso di quello che stiamo dicendo, e cioè quello che si dice è: sì, d'accordo, ti do una compartecipazione regionale a favore delle regioni, a favore dell'IRPEF, con una certa aliquota, e questa aliquota deve essere tale da garantire un gettito pari ai trasferimenti che vengono aboliti, ma questa aliquota non te la garantisco per sempre. Mettete che viene fuori che per fiscalizzare i trasferimenti regionali bisogna compartecipare, che ne so, il 5% del gettito dell'IRPEF. Il governo dice: ti do il 5% all'insieme delle regioni, ma l'anno prossimo, se la base imponibile dell'IRPEF sale, per esempio perché c'è una botta inflazionistica che mi gonfia i redditi nominali, quel 5% io te lo rivedo e te lo riduco al 4%, perché comunque quella compartecipazione lì mi deve dare un gettito che è esattamente pari, sempre, per l'eternità, diciamo così per capirci, ai tributi, all'ammontare dei tributi che vengono cancellati. Quindi si dice sono compartecipazioni non dinamiche come vorrebbero le regioni, cioè se i territori delle regioni hanno delle economie che crescono tanto, anche la compartecipazione regionale cresce, ma sono statiche. È di fatto un altro modo di chiamare un trasferimento, invece che chiamarlo trasferimento, lo chiamo compartecipazione con aliquota che viene rivista nei vari anni. Ecco, questo tormento che vi ho raccontato, diciamo, serve soltanto per dire il dibattito a livello regionale e a livello anche comunale su quanti soldi dare alle regioni e ai comuni è molto un dibattito di facciata, cioè è un dibattito sul quantum, quanto mi devi dare, non tanto un dibattito sulle modalità di attribuzione. Ecco, io voglio una compartecipazione dinamica perché so che l'anno prossimo forse avrò più soldi. Ecco, se tu me li dai in altro modo, ma sempre il quantum è quello lì, io lo rifiuto.
Sul fronte comunale, innanzitutto l'addizionale. L'addizionale soffre degli stessi problemi di cui si diceva prima per quanto riguarda sia l'IRPEF erariale che l'addizionale regionale all'IRPEF, quindi erosione della base imponibile. Qui però rispetto alle regioni c'è un problema. Mentre per le regioni ci sono spazi di variazione delle aliquote verso l'alto, verso quel 3,33% che ancora non sono stati utilizzati pienamente da molte regioni, soprattutto quelle ricche. No, non hanno 3,33, mi scusi in questo momento, non mi ricordo più quant'è, adesso glielo dico, scusi. No, dunque non hanno un'aliquota base, zero l'aliquota base e possono aumentare fino allo 0,8%, 0,8%, quindi meno di un punto di aliquota, ok? E però il problema dei comuni è che quasi tutti sono al massimo, quindi hanno esaurito questi spazi. Questo problema qui riguarda i comuni del sud, che sono tutti al massimo, ma qui l'abbiamo visto anche che anche sulle regioni sono abbastanza in alto, e quelli medio-grandi. I comuni piccoli hanno generalmente ancora spazi. Qui vedete, diciamo così, quella linea lì orizzontale in quel grafico dice nella media quanto sono arrivati in termini di sfruttamento degli spazi. Sono arrivati al quasi il 90%, hanno poco, sono saturi. E l'altro punto forse da notare, che c'è scritto lì in fondo, è che la struttura dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno degli elementi di bizzarria e di irregolarità preoccupanti, nel senso che, proprio lo dice la legge questo, i comuni possono prevedere degli livelli di esenzione sul reddito IRPEF, quindi fino a quel livello di esenzione, che ne so, 15.000 euro, non si paga addizionale, anche se si paga l'IRPEF nazionale. Per tutti, se ho un reddito, perdonate, superiore a quella soglia, io pago tutto, anche i 15, anche l'addizionale comunale all'IRPEF sui 15.000 euro precedenti. Quindi non è come una no tax area, diciamo, è qualcosa tale per cui ho una soglia che mi determina. 16 mi becco una legnata. Esattamente. E quindi, di nuovo, adesso nell'IRPEF, dove c'è molto lavoro dipendente, non è esattamente come il regime dei forfettari, in cui c'è la possibilità in qualche modo di controllare più facilmente i ricavi e i redditi, però certamente vengono fuori queste forti irregolarità nel prelievo a livello comunale. Quindi questa è una cosa che dovrebbe essere messa a posto, diciamo così. Sull'IMU, qualche parola sull'IMU, anche sull'IMU i comuni hanno quasi esaurito gli spazi di autonomia. Attualmente c'è ancora meno del 10% di aumento di gettito ancora residuo che potrebbero utilizzare. Nei comuni medio-grandi praticamente è stato esaurito completamente, non ci sono particolari rispetto, questo è un elemento che differenzia rispetto all'addizionale comunale, di particolari differenziazioni nord-sud, diciamo, tutti sono messi abbastanza male sull'IMU. Sull'IMU, dico cose ultranote, ci sono due problemi strutturali. Il primo problema è l'esenzione dell'abitazione principale. Ora, l'Italia, insieme a qualche paese molto esotico, qualche Belucistan, qualcosa del genere, e forse lo Zimbabwe, è l'unico paese che non applica alcuna forma di tassazione patrimoniale sull'abitazione in generale, quindi includendo anche l'abitazione principale. Generalmente queste imposte sono imposte che tassano gli immobili, anche le prime case, a livello
locale, quindi sono comunali o di contea, la local tax nel Regno Unito, eccetera, eccetera, di fatto quello che succede quindi è che da noi l'IMU viene gravata soltanto sui non residenti. I residenti sulla prima casa non pagano ovviamente neanche la tassazione reddituale via IRPEF, perché è fatta proprio dentro nella patrimoniale, cosa che effettivamente è giusta, però questo trattamento simmetrico fra prime case e altre abitazioni costituisce un elemento di criticità. Per due ragioni: innanzitutto perché fa venir meno, diciamo, quello che è uno degli elementi fondamentali di una buona imposta locale, cioè che uno dovrebbe pagare per poi vedere quali sono i servizi a livello locale. Io ho una casa, sono fortunato, al mare in Liguria, pago un mucchio di soldi per l'IMU, ma di quei servizi lì ne godo 15 giorni all'anno, perché il resto ovviamente dei servizi locali vengono beneficiati dai 1500 residenti. Quindi c'è un problema di indebolimento di questa sorta di responsabilità degli amministratori comunali, adesso per raccontarla in modo un po' così colorita, e poi c'è ovviamente il fatto che i comuni sono molto differenti rispetto a questa dimensione qua, perché i comuni turistici, dove ci sono tante seconde case e poche prime case, sono tutti contenti, mentre le grandi città, dove ci sono soprattutto prime case, hanno un elemento di leva fiscale estremamente molto più limitato. Quella mappa lì, che è tratta, diciamo, da un'elaborazione fatta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ci fa vedere la quota percentuale di abitazioni principali, quindi stiamo parlando del residenziale soltanto, e ci fa vedere quali sono le percentuali rispetto allo stock residenziale delle prime case. Ovviamente, non so, in Liguria, dove ho la casa io, ci sono tante seconde case, quindi vedete che c'è un colore relativamente più tenue. Se poi andate a Milano, dove invece io abito, avete che lì nella cintura a Milano città e nella cintura, diciamo, di Milano, il colore è molto forte, quindi lì la base imponibile è a parità di valore, diciamo così, dello stock immobiliare, è relativamente più basso, perché quegli immobili lì non sono aggredibili dall'imposta patrimoniale. Quindi c'è un problema di trattamento differente fra i vari comuni. Gli costa meno di gestione al comune, sì. Sì, diciamo, quindi questa è una cosa tutta italiana, ed è una cosa che ovviamente nasce dal fatto che la prima, diciamo così, dai valori sociali che noi attribuiamo all'abitazione di proprietà, ecco, che in altri paesi, come sapete, non c'è. Non so, in Germania c'è una quota, diciamo, di residenze in immobili residenziali presi in locazione, che è incredibilmente alta, e che fa esattamente l'esatto contrario, l'esatto complemento delle nostre abitazioni in proprietà rispetto a quelle in locazione. Questo ha a che fare con tante cose, ma anche grossi effetti, per esempio sulla mobilità del lavoro nel territorio, perché essere legati a un'abitazione di proprietà costituisce un elemento di inerzia, diciamo, al fatto di poter cogliere adeguatamente le occasioni offerte dal mercato del lavoro a livello territoriale. L'altra cosa è il catasto. Allora, tutti gli enti soggetti sovranazionali, il Fondo Monetario, la European Commission, l'OECD ci raccomandano da tempo immemore un aggiornamento del catasto per allineare i valori catastali maggiormente ai valori di mercato, quindi con aggiornamenti frequenti che tengano conto anche del fatto che i mercati immobiliari a livello territoriale hanno dinamiche che sono estremamente diverse. Io abito a Milano, c'è un'esplosione dei valori immobiliari che non vengono colti da nessuna forma di tassazione, se non in modo abbastanza marginale dagli oneri di urbanizzazione, ma certamente non dalla patrimoniale. È un problema di equità, innanzitutto,
come sapete, nel senso che le modalità di accatastamento degli immobili dipendono anche, diciamo così, dall'epoca di costruzione dell'immobile, dai tempi, diciamo così, di accatastamento, per cui tipicamente le periferie sono accatastate con valori relativamente più alti rispetto agli immobili in centro città. In quella mappa lì vedete, diciamo così, il rapporto fra il valore stimato di mercato dal Ministero dell'Economia, dall'OMI del Ministero dell'Economia, e il valore invece rilevante per l'IMU. Dove i colori sono più accesi vuol dire che il valore di mercato è molto più alto rispetto a quello rilevante ai fini catastale, rilevante ai fini dell'applicazione dell'IMU. Quindi vedete che, ne so, nelle regioni a prevalenza, a vocazione prevalentemente turistica, come appunto sono il Trentino, la Val d'Aosta, la Sardegna, eccetera, eccetera, abbiamo dei valori che sono 250-300% rispetto al valore di mercato. A livello nazionale però ci difendiamo bene, perché quel rapporto lì vale quasi 1,9. Quindi vuol dire che vuol dire che il valore di mercato è quasi il doppio rispetto, in media nazionale, rispetto al valore catastale. In Campania le case costano molto di più rispetto al valore catastale. Sì. Quindi adesso ho capito la domanda che volevo fare. Cioè, quindi in Veneto, meno della Campania, comunque se si intervenisse in una riforma seria catastale, ok, Sì. in Veneto i proprietari di casa avrebbero un valore catastale, lo dovrebbero aumentare, quindi avrebbero delle imposte di conseguenza. Sì. Sì. Poi non sono medie perché magari in Puglia potreste avere delle case che sono sotto il valore catastale. Assolutamente, cioè tutta l'eterogeneità intraregionale qui non c'è, ecco, diciamo sono delle medione regionali. Però torniamo al punto di partenza, perché anche se mi cambia il valore catastale, se poi non pago l'IMU, non stia dicendo una bestemmia. Però io volevo dire una cosa, la rivalutazione del valore catastale avrebbe più una caratteristica di ragionevolezza e di equità, perché l'aliquota poi verrebbe rapportata logicamente se triplichiamo il valore degli immobili, probabilmente a parità di gettito l'aliquota diventerebbe di 1/3. Però ci sarebbe una maggiore equità, perché come dice il professore, in centro a Roma i valori catastali, le rendite dei valori catastali sono più bassi di quelli della periferia. Ecco. Non era una critica la mia, sono una constatazione. Sì, sì. Ma diciamo che sono un pochino tutte e due le cose. Allora c'è ovviamente un problema di equità, quindi di trovare un'altra metrica per valutare, per dare il valore giusto ai diversi immobili, andando a colmare queste differenze, queste iniquità di cui si diceva prima, che sono fondamentalmente legate all'epoca di costruzione degli immobili. E questo potrebbe, diciamo così, essere realizzato a parità di gettito, quindi io rimetto a posto, ma il gettito complessivo, quindi rivedo le aliquote in modo tale che il gettito complessivo sia invariato. Però ci potrebbe anche essere in realtà l'idea di aumentare il prelievo sugli immobili, perché appunto, come si diceva più volte, mi sembra stamattina, la raccomandazione che da tempo viene dagli organi internazionali è uno spostamento del prelievo dal lavoro dipendente verso il patrimonio e verso i consumi. Quindi qui abbiamo un pezzo di patrimonio importante che è rappresentato dal patrimonio immobiliare, che oltre che essere, diciamo, tassato in modo iniquo, perché ha tutte queste, diciamo così, elementi di irregolarità, potrebbe anche essere un oggetto di un incremento di prelievo a fronte del fatto che riduciamo la tassazione sul lavoro dipendente.
Sì, sull'imposta di registro, diciamo un po' le riflessioni sono che non è una grande imposta quella lì, perché ovviamente distorce quelli che sono gli scambi sul mercato che dovrebbero essere relativamente, diciamo così, liberi, ecco, non vincolati, non condizionati dalla fiscalità. Il patrimonio è l'IMU è un'imposta ordinaria, annuale, su un pezzo del patrimonio, che è il patrimonio immobiliare. C'è dappertutto, in tutti i paesi del mondo, da noi si inserisce rispetto in una struttura tributaria in cui tutti ci dicono che il lavoro dipendente è troppo tassato e che bisogna spostare il prelievo verso qualche altro cespite. L'occasione più interessante, cioè diciamo uno dei candidati è ovviamente il patrimonio immobiliare, anche perché poi abbiamo un valore di patrimoni immobiliari, ci sono dei lavori che vanno a confrontare i valori dei patrimoni immobiliari in Italia rispetto, che è molto alto, molto alto. E poi abbiamo dei mercati che adesso sono gonfiati, diciamo così, dai flussi turistici, da un utilizzo diverso dei centri storici, che fanno dalla Brexit, tanto per dire nel caso di Milano, che hanno fatto lievitare notevolmente i valori di mercato. Un accenno al fatto che nel caso dell'IMU c'è poi un problema di riscossione che riguarda che è un po' quello che abbiamo visto prima. Ricordate, l'IMU è evasa ed è un problema, diciamo, del fatto che i contribuenti non pagano, ma anche quando non pagano e poi i comuni si sforzano di recuperare il non pagato attraverso forme di riscossione coattiva. Queste forme di riscossione coattiva, con i pignoramenti intendo, funzionano spesso male, e funzionano male, insomma c'è qualche evidenza nel fatto che funzionano male soprattutto nei comuni grandi e dei comuni molto piccoli. Nei comuni piccoli perché non riescono a portare avanti adeguatamente le procedure di riscossione coattiva, nei comuni grandi perché forse ci sono, diciamo, sono troppi. Ecco, questo è un cantiere su cui il governo è un pochino intervenuto, bisogna vedere cosa succederà. Volevo dirvi qualche cosa, e forse direi che posso chiudere, sull'imposta di soggiorno, che è una novità, diciamo così, perché è in forte espansione. Leggevo appunto, e lo riportavo qui, che nel caso di Firenze, per esempio, adesso rappresenta 1/5 del gettito complessivo tributario, quindi è una cosa estremamente, io non so a Venezia, ma credo che sia cose importanti, diciamo così. città che ci picchiano dentro, perché siamo Sì, sì. 6 euro. No, ma infatti, però insomma c'è una domanda da parte dei visitatori turisti forte, rigida, pagano e quindi diciamo, se volete, dal punto di vista dell'applicazione del tributo, insomma, effettivamente è opportuno utilizzare questo strumento. Un successo dovuto all'aumento dei flussi turistici. C'è anche la questione dell'esportazione dell'imposta, che non è irrilevante, cioè non faccio pagare i miei cittadini, ma faccio pagare i turisti. Dunque, l'imposta di soggiorno però è una cosa che dovrebbe essere rivista. C'è non so bene che cosa, credo un disegno di legge di revisione, un decreto legge, non so, che però non è andato avanti, come spesso succede. Innanzitutto non tutti i comuni d'Italia possono attivarla,
perché o devono essere, vado a memoria, comuni capoluoghi di provincia, oppure devono essere indicati come comuni di interesse turistico in apposite liste regionali. Questo vuol dire che sugli 8.000 comuni ce ne sono circa 2.000 che la possono attivare, gli altri no. Allora forse gli altri semplicemente non hanno nessuna attrattiva turistica, per cui anche se l'attivano non serve a niente, però dovrebbe essere una leva generalizzata. Come sappiamo, la base imponibile è un po' strana, nel senso che non è basata sul prezzo, ma è basata sulle stelle, sui soli nel caso degli agriturismi, si applica per turista, cioè in termini per capita, diciamo così, mentre dovrebbe essere probabilmente basata semplicemente sul prezzo per camera. Abbiamo inventato la moneta, non si capisce perché bisogna andare a contare le stanze piuttosto che andare effettivamente a misurare il prezzo delle stanze. Questo comporta per esempio anche degli effetti di regressività abbastanza rilevanti, perché i 5 stelle si pagano spesso nei regolamenti comunali di più rispetto ai 3 stelle e 2 stelle, ma non certo in termini proporzionali rispetto al prezzo sottostante. C'è una frammentazione regolamentare estremamente confusionaria a livello dei comuni, ogni comune si inventa la sua, allora può andare bene perché questa è autonomia, però forse bisognerebbe, diciamo, incanalarla diciamo così, in linee guida fondamentali, in vincoli fondamentali, anche perché questo crea grande confusione. Vi accenno soltanto a un punto problematico. I comuni sono fra loro perequati, nel senso che chi ha basi imponibili relativamente più limitate riceve dei trasferimenti dagli altri comuni o da trasferimenti verticali. Questo però comporta che noi per ogni comune d'Italia dobbiamo, ed era il mio mestiere precedente, dobbiamo andare a misurare si dice la capacità fiscale, cioè quanto loro possono ricavare normalmente, diciamo così, dagli strumenti tributari che hanno a loro disposizione. Ecco, se abbiamo a che fare con imposte come questa qui, che sono tutte diverse sul territorio nazionale, fare questi confronti, queste omogeneizzazioni, per intenderci, è una cosa quasi impossibile. Quindi, come sempre, i tributi decentrati hanno uno schema a livello nazionale che poi riconosce spazi di variazione, di autonomia a livello territoriale, però dentro questo schema, ecco, quindi bisogna un po' regolamentarli. C'è poi una grande confusione riguardo, diciamo così, a cosa servono. Questa è un'imposta di scopo, è dichiaratamente un'imposta di scopo, e dal punto di vista legislativo è un'imposta di scopo, però tutti la usano come vogliono. Non si è una, scusate dire un battutaccia, ma è un'imposta che diciamo, sta cercando il suo autore, ecco, perché non si capisce se è un'imposta che serve per rendere più attrattivo quel territorio dal punto di vista turistico e quindi deve essere utilizzata appunto per aumentare le infrastrutture turistiche, gli elementi che appunto attraggono di più, oppure se sia esattamente il contrario, cioè un'imposta che serve per compensare i cittadini residenti rispetto dei danni, alle esternalità negative che il turismo comporta. Quindi insomma è un'imposta interessante che però va un pochino rivista. Io mi fermerei qui. Perché Bene. Allora, grazie mille. Se c'è qualche domanda o qualche osservazione, credo che abbiamo ancora qualche minuto per fare qualche domanda al professor Zanardi. Se era possibile, perché mi rimane un preconcetto, capire se è uguale per tutti la cosa oppure no. Cioè, oggi come oggi, le regioni autonome, o meglio le province autonome, Trento, Bolzano, Friuli, Venezia Giulia, quanto dell'IRPEF generato rimane e quanto va a Roma? Usiamo questa espressione così proprio brutale.
Sono impreparato, però Ah, allora ok. vi dico... Domanda da 1 miliardo. No, non lo so, cioè perché non l'ho mai studiato bene, le cose non me le ricordo, ma allora, primo elemento, ogni statuto delle 5 regioni a statuto speciale fa storia a sé, perché sono frutto di una contrattazione uno a uno con il governo centrale, quindi non c'è uno schema che si possa applicare in termini di aliquote di compartecipazione uguale per tutte. Quelle che sono arrivate prima, che erano forse più giustificate dal punto di vista delle minoranze linguistiche, eccetera, eccetera, tipicamente Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Sicilia per ragioni storiche, diciamo di separatismo, eccetera, eccetera, però guardiamo soprattutto a quelle del nord, hanno aliquote di compartecipazione molto più alte. Nel caso del Trentino direi su quasi tutti i tributi hanno il 100%. Chi è arrivato ultimo, Friuli Venezia Giulia, che non mi ricordo quando è stata costituita, hanno aliquote di compartecipazione relativamente più basse. Dopodiché il problema grosso è quello di dire, va bene, lascio sul tuo territorio tutta l'IRPEF, tutta l'IRES, eccetera, eccetera, è difficile di nuovo tornare indietro rivedendo al ribasso queste aliquote di compartecipazione. In vari, chiamiamoli patti, che si sono realizzati negli ultimi 15 anni, per ragioni di consolidamento fiscale, quello che è stato fatto negli accordi, come l'accordo di Milano per quanto riguarda il Trentino Alto Adige, è quello di dire va bene, tu ti tieni tutte queste risorse, però trasferisco alla responsabilità delle 2 province autonome una serie di funzioni che dovrai finanziare con queste risorse. Quindi la strategia è stata quella di non togliere risorse ma dare funzioni in più, che può anche essere, diciamo così, una qualche via d'uscita rispetto come dire, all'immobilismo a cui si è condannati nel momento in cui si va a dire a un beneficiario guarda che ti tolgo dei soldi. Però comunque alcuni servizi invisibili non sono trasferibili, penso alla difesa, piuttosto che Certo. Però l'istruzione sì, per esempio, l'istruzione è tutta, diciamo così, di responsabilità delle 2 province autonome, quindi virgolette se la pagano. Questo non vuol dire assolutamente, ma ripeto assolutamente, che l'ammontare di risorse che vengono attribuite a quei territori sia effettivamente corrispondente, correlato, quindi giustificato rispetto ai costi delle funzioni. Questo non vuol dire perché nessuno, diversamente dai comuni, continuo nell'esempio di prima, delle regioni a statuto ordinario, in cui comune per comune, sui 6.000 comuni delle regioni a statuto ordinario, abbiamo fatto il calcolo di quanto costa finanziare le funzioni fondamentali. Per i comuni del Trentino Alto Adige questo calcolo non è stato fatto perché loro hanno detto no, non se ne parla nemmeno, perché la finanza locale, quella comunale, come sapete in Trentino Alto Adige è di responsabilità delle province e quindi sono problemi nostri. Questo però ovviamente comporta il fatto che non abbiamo un aggancio in termini di valutazione razionale o insomma di valutazione, lasciamo stare razionale, di se quelle risorse lì che gli lasciamo sono effettivamente quelle giuste ad efficienza standard, eccetera, eccetera, per finanziare quelle funzioni, che potranno essere anche di più, però il problema è correlare le 2 cose. Ma si sono lamentati ultimamente? Perché se non si sono lamentati probabilmente vuol dire che sono di più, probabilmente. Arrivederci. Va bene, sì, esatto. Su questa cosa c'era il vecchio presidente della provincia autonoma di Trento, quasi mio omonimo, Ugo Rossi, il quale quando si trattavano questi temi, soprattutto in Alto Adige e anche in Trentino ovviamente, rivendicando competenze, funzioni, eccetera, diceva è meglio che non tocchiamo questo tema perché se capiscono come funziona Esatto. ci
come dire, intervengono direttamente. Hanno come dire, un'entrata che non è assolutamente equiparata al costo dei servizi che erano. Questo è il Ne tema. parlavamo al corso con la differenza tra Friuli e Venezia Giulia. La sanità a Bolzano non... Allora, grazie mille, grazie davvero al professor Zanardi. Chiudiamo qui, porto i saluti anche di Massimiliano, il segretario generale, che purtroppo ha avuto un imprevisto, quindi ha dovuto lasciarci. La saluta e la ringrazia evidentemente per la sua partecipazione, e buon rientro a tutti e buon weekend, visto che siamo a venerdì.